Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 15 maggio. Ansa.it, apertura su Salvini, sforare il 3% non solo si può ma si deve. Il 3% è la mitica percentuale di rapporto deficit-PIL secondo i canoni europei. Superare il 3% non si può, si deve, ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. È mio dovere superare i vincoli europei se affamano le famiglie italiane. Il limite del 3% è l'ultima delle mie preoccupazioni. Prima di spararle sul rapporto debito-PIL, ha affermato il ministro Di Maio, mettiamoci a tagliare tutto quello che non è stato tagliato in questi anni di spese inutili e di grandi evasioni, ha detto Di Maio prima di incontrare gli imprenditori umbri. A Perugia il ministro ha ricordato che sta incontrando in ogni regione industriali e imprese che chiedono stabilità al paese, sono quel tessuto produttivo che permette di creare lavoro. È irresponsabile fare aumentare lo spread in questo modo, come sta accadendo in queste ore. Guardatevi lo spread nei mesi scorsi, nell'anno scorso, e vi renderete conto che quella di Di Maio è una fesseria completa. Lo spread è andato su e giù indipendentemente dal giorno di oggi ed è lo stesso livello era il febbraio scorso. Comunque cose da pazzi. In ogni caso è irresponsabile, ha detto Di Maio, far aumentare lo spread. Bravo, Mario Monti poteva parlare così. Parlando di sforamento del rapporto debito-PIL, che è ancora più preoccupante dello sforamento del rapporto deficit-PIL, dice l'europeistissimo Di Maio. Questo è un paese che ha 300 miliardi di euro di evasione, grandi evasori da cui si possono recuperare grandi risorse. Dunque Lega e 5 Stelle di nuovo ai ferri corti, scrive l'Ansa in prima pagina. Dice Salvini a Verona, io per 11 mesi ho mantenuto la parola con gli italiani e con i 5 Stelle. Inizio a notare troppi accoppiamenti fra PD e 5 Stelle, troppa sintonia. No alla flat tax, no all'autonomia, no al nuovo decreto sicurezza e magari riapriamo i porti, ha detto Salvini. Mi spieghi qualcuno se vuole andare d'accordo col PD o con gli italiani e la Lega rispettando il patto. 5 Stelle a sinistra? Se la sinistra è il PD, per carità, Dio ce ne scampi, non c'è un capo politico che abbia attaccato il PD come me, dice invece Di Maio, il PD è ancora quello dei renziani, con Zingaretti davanti, voglio averci nulla a che fare. Da quando c'è stato il caso Siri la Lega l'ha presa sul personale, sto chiedendo un vertice di governo e vedo un po' di irritazione. Matteo, mi raccomando, tenete duro sull'autonomia, l'incitamento di uno dei partecipanti dell'automotive in corso a Verona. Il ministro Salvini ha risposto con un sorriso aperto, battendo il pugno sul palmo, dicendo non indietreggiamo. E su una delle questioni che tiene banco, il gesto del cardinale Krajewski che ha riattaccato la corrente allo stabile occupato a Roma, è di nuovo Di Maio a intervenire. Un cardinale non è un politico, rappresenta il Vaticano, ha agito secondo i suoi principi. Per me la legalità deve valere per tutti, non voglio scatenare il caso su questo episodio. Poi ci teniamo gli immobili occupati da Casa Pound e centri sociali. Tutti gli immobili occupati vanno sgomberati. Il cardinale non è un politico, rappresenta il Vaticano, ha agito secondo i suoi principi, dice Di Maio, però ha agito in un altro Stato, lo Stato italiano. Un nuovo altolà arriva da Di Maio dopo l'appello a non soffiare sul fuoco nelle piazze. Con Salvini non si tratta di litigare, sono una persona moderata, quando l'asticella si sposta troppo come accade a Verona, dove c'era gente che andava dicendo che la donna deve stare a casa a pulire, o quando vedo sui social il ministro dell'interno col fucile, allora dico la mia, l'ultradestra è un pericolo, eccetera. Così l'Ansa che riprende la questione 5 Stelle e Lega. Gli altri titoli: Corte europea dice no ai rimpatri di rifugiati nei paesi d'origine, anche nel caso di revoca o rifiuto dello status. In base al diritto europeo, un rifugiato o aspirante tale in fuga da un paese in cui rischia tortura o trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel suo paese, anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Quanto ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una sentenza i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni della direttiva europea sui rifugiati con la Convenzione di Ginevra dai colleghi di Belgio e Repubblica Ceca, dopo ricorsi presentati da un ivoriano, un congolese e un ceceno, ai quali era stato revocato o rifiutato lo status di rifugiato per gravi motivi, fattispecie prevista dalla stessa Convenzione di Ginevra. Secondo la sentenza della Corte, in base alle norme vigenti, fintanto che il cittadino di un paese extra Unione Europea o apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine o di residenza,
questa persona deve essere qualificata come rifugiato indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato formalmente riconosciuto. Dopodiché la Corte ha stabilito che la direttiva europea va interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che escludono la possibilità di respingimento verso paesi a rischio. La stessa Carta vieta la tortura, pene e trattamenti inumani e degradanti, a prescindere dal comportamento dell'interessato, e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tale genere. In primo piano ancora sull'agenzia ANSA, lo stop alle nomine politiche in sanità, oggi il primo voto. Battaglia dei 5 Stelle. Verrà votato oggi nell'ambito del decreto Calabria un emendamento 5 Stelle che prevede lo stop delle nomine politiche in sanità, in attesa dell'approvazione di un disegno di legge più organico. Cosa voglia dire? Poi non l'abbiamo ben capito, stop alle nomine politiche in sanità. Comunque l'hanno annunciato il ministro della Salute Grillo e il vice premier Di Maio. È fondamentale rescindere ogni legame tra nomine politiche e sanità, ha detto Grillo. Oggi dobbiamo fermare subito questa emorragia. L'annuncio dell'emendamento al voto oggi è stato dato dagli esponenti dei 5 Stelle durante una conferenza stampa al Senato nella quale è stato presentato il disegno di legge che prevede misure da mettere in campo per cambiare i criteri di nomina dei dirigenti e dei direttori sanitari. Nelle more della riforma voteremo, hanno detto i 5 Stelle, un emendamento perché la rosa dei candidati sia presentata ai presidenti delle regioni sulla base di una graduatoria per fornire una norma transitoria in attesa della legge. L'emendamento prevede che nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della conversione del decreto Calabria, la rosa dei candidati è proposta secondo graduatoria di merito sulla base dei requisiti più coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Così l'ANSA su questa iniziativa dei 5 Stelle, mentre sempre dal primo piano decreto crescita, bonus bebè e sconti per latte e pannolini, il ministro Fontana presenta emendamenti pro famiglia al decreto legge. Salvini commenta dalla Lega finalmente aiuti concreti alla famiglia, bonus bebè potenziato, ampliato ai redditi ISEE fino a 35.000 euro per intercettare il ceto medio con incentivi alla natalità e detrazioni fiscali per l'acquisto di pannolini e latte in polvere. Sono i 2 emendamenti pro famiglia presentati dal ministro Fontana al decreto crescita. Così l'agenzia ANSA in prima pagina, in primo piano. Diamo uno sguardo anche alla dnkronos.com, vediamo gli argomenti principali della prima pagina della home page. Sul filo del rasoio, 5 Stelle Lega, e poi assegno di divorzio, ok, dalla Camera dei Deputati, lo vedremo dopo meglio in dettaglio. E poi ancora sconti su pannolini e latte in polvere, e chiesta l'archiviazione per Open Arms. La procura di Catania ha chiesto di archiviare il comandante Croix e il capo missione Mir della nave dell'ONG spagnola Proactiva Open Arms. Erano indagati per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo 17 marzo del 18 di 218 migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente il fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza privata aperto dalla procura di Ragusa, scrive la DN Kronos. Uno sguardo anche all'agenzia agi.it. In primo piano il nuovo scontro Salvini-Di Maio sui parametri di Maastricht, poi come capire se siamo stati spiati attraverso WhatsApp. È un altro degli argomenti del giorno. WhatsApp invita i suoi utenti ad aggiornare la app di messaggistica dopo aver scoperto che una falla nei suoi sistemi è stata usata per condurre operazioni di spionaggio. Responsabile la società israeliana NSO Group, che ha fornito software di spionaggio a governi illiberali che l'hanno utilizzato per monitorare i telefoni di attivisti per i diritti umani. È stato scoperto che lo spyware, cioè il software di spionaggio, poteva essere installato su Android e iOS con la semplice esecuzione di una telefonata via WhatsApp. L'infezione avviene anche se il bersaglio non risponde alla chiamata. WhatsApp incoraggia gli utenti ad aggiornare l'app all'ultima versione, oltre a tenere aggiornato il dispositivo, in modo da proteggersi da potenziali attacchi. Così l'agenzia Agi, in prima pagina. E adesso andiamo a dare un'occhiata, come al solito, alle pagine Facebook di Salvini e di Di Maio. Ci arriviamo al volo dalla pagina di Matteo Salvini. Un attimo soltanto, se l'operazione è fatta in diretta stamani, l'abbiamo fatta all'ultimo, dalla pagina Facebook, dicevamo, di Matteo Salvini.
Ci arriviamo subito, amici nottambuli, le 23:30, Rai 1, Bruno Vespa ieri sera, tardi ma credo valga la pena, vi piacerà, scriveva il capitano 10 ore fa. Dopodiché su Rai 1 appunto Bruno Vespa lo possiamo rivedere e risentire, anzi nel corso della giornata. Per quanto riguarda la giornata di oggi, Matteo Salvini sarà tra Frosinone e Campobasso in centro Italia, e poi in primo piano come rispondere ai rosiconi con i sorrisi incontrati lunedì in provincia di Bergamo e di Brescia. E le navi ONG vogliono portare in Italia altri immigrati clandestini, lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario. Punto e basta, scrive Matteo Salvini. Vediamo anche Luigi Di Maio, la sua pagina ufficiale, ci arriviamo subito. Vediamo come apre la sua prima pagina, poi c'è un'intervista di Marco Cremonesi al Corriere della Sera che invece aprirà la nostra rassegna stampa cartacea vera e propria. Anche qui c'è un'intervista di martedì, collegatevi, uno dovrebbe passare veramente la giornata seguendo costoro. Domani alle 10 sarò ad Ascoli Piceno, sulla campagna elettorale e via dicendo. Bene, detto questo allora andiamo all'intervista di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera a Matteo Salvini, titolata e riassunta così: insulti dall'alleato ma non c'è alternativa a questa maggioranza, c'è troppo da fare, me ne fregherò dei vincoli europei, dice Matteo Salvini in questa intervista appunto sul Corriere della Sera di stamani. Eccola qua: insulti dall'alleato ma non c'è alternativa a questa maggioranza, dei vincoli europei me ne fregherò. Credo che sugli attacchi dei 5 Stelle abbiano influito i sondaggi e le regionali, ma quelle erano elezioni locali. Ma partiamo dall'inizio. Ministro, cosa indossa? L'abito della casta o la felpa? Senta, piantiamola lì, risponde Matteo Salvini. Io sono convinto che ciò che conta non è quello che si indossa, ma i risultati che si portano. Sono troppe settimane che continuano a piovermi addosso insulti, non rispondo. Salvini si riferisce, scrive Marco Cremonesi, a una battuta di Luigi Di Maio, secondo cui prima Salvini aveva la felpa, poi col caso Siria ha indossato l'abito della vecchia politica. Anche Giancarlo Giorgetti ieri ha detto di non credere che resterà fino al termine della legislatura. Cosa risponde ai leghisti che le chiedono di mandare a quel paese Di Maio e il governo? Rispondo che abbiamo troppo da fare e che non esiste una maggioranza alternativa. Per dire, l'obiettivo non è quota 100, è quota 41. Se hai lavorato per 41 anni, dice Matteo Salvini al Corriere della Sera, vai in pensione. E poi la riforma della giustizia e la riforma della scuola, dell'autonomia e la riforma fiscale. Ma per questo governo è ancora possibile lavorare? Spero di sì, risponde Salvini. Sono i dati aggiornati a stamattina. I reati quest'anno sono diminuiti del 15%, rapine meno 20%, furti meno 15%, estorsioni meno 16%, omicidi meno 12%, tentati omicidi meno 16%, violenze sessuali meno 32%, dimenticavo, sbarchi meno 91%. Mi auguro che tutti i ministri portino il mio stesso fatturato positivo, perché abbiamo troppo da fare per dare soddisfazione a chi vuole che il governo salti. Certo, basta con gli attacchi. Perché i 5 Stelle attaccano? Temo che abbiano influito i sondaggi e le regionali. Abbiamo vinto dappertutto noi, ma quelle sono elezioni locali, perché il governo sta lavorando e dunque i continui attacchi sono ingiustificati. Anche ieri Di Maio ha ricordato la foto di Salvini col Mitra. Viene accusato Salvini di tentazioni autoritarie, strizzare l'occhio a Casa Pound. Hanno torto i 5 Stelle su questo, chiede Cremonesi. Quando farò il ministro della cultura, risponde Salvini, andrò alle rassegne cinematografiche. Se sono ministro dell'interno mi occupo di quello che usano tutti i giorni le forze dell'ordine. Perdoni, ma qual è il suo giudizio su Benito Mussolini? Chiede Cremonesi. Il mio è un giudizio storico decisamente negativo, come riguardo a tutti i regimi che cadono nella violenza, che incarcerano le idee e le persone. Poi negare le opere, le bonifiche, le grandi stazioni, secondo me non ha senso, è negare un fatto storico. Mi stupisce che io in campagna elettorale parlo di tasse e lavoro e mi danno del fascista. Berlusconi, 5 Stelle, PD, tutti sostengono che lei stia troppo poco al Viminale. Hanno torto? Che meraviglia, risponde Salvini. Se mi criticano Berlusconi, Di Maio e Zingaretti vuol dire che diamo fastidio a tutti. Siamo nel 2019, esiste la tecnologia, ma poi ci fosse un aumento dei reati, capirei la critica. Ma così, nel secondo decreto sicurezza, quello che a Di Maio non piace, non so il perché, si aggiungono 800 uomini per cercare di seguire le 12.000 sentenze fin qui non eseguite per mancanza di personale. A proposito,
Molti leghisti, dice l'intervistatore, sono convinti che ci sia un feeling fra procure e 5 Stelle, che Piercamillo Davigo sia il loro ispiratore. Ma no, dice Salvini, non credo. Resto convinto che ci voglia una profonda riforma della giustizia fatta con e non contro magistrati e avvocati, fermo restando che la separazione delle carriere e la responsabilità dei magistrati sono un principio di civiltà. Ci sarà la riunione politica prima del Consiglio dei Ministri di lunedì? Io sono a disposizione, però nessuno mi ha chiamato, non è che sia io a non volermi riunire, dice Matteo Salvini. Domani, cioè oggi, peraltro sono a Roma, ho il Comitato per la Sicurezza, quindi se qualcuno vuole parlare di sicurezza, per quanto riguarda poi la riforma della giustizia, appunto, separazione delle carriere, ribadisce Salvini, e responsabilità dei magistrati. Comunque, quanto alle autonomie regionali, mentre il Premier Conte sostiene che non c'è l'accordo, non c'è un problema, certo, le autonomie sono pronte da molte settimane, ci sono tutti i pareri, ma quale accordo politico manca? Quello con i 5 Stelle? Senta, io sono un uomo di parola. Alcuni provvedimenti approvati da questo governo non sono affatto nel DNA della Lega. Pensi al reddito di cittadinanza. Vedo tra l'altro che ha aumentato le separazioni e i divorzi, che ci sono persone che fanno acquisti strani. Ma si controllerà. Però sulle autonomie io ho dato la mia parola vale e non capisco, mi parlano di sanità di serie A e di serie B. Il fatto è che oggi è così. Siamo convinti che l'autonomia sia un rimedio, ma non c'è solo quello. Dicono no immotivati al decreto sicurezza, no alla flat tax, tanti no in sintonia con Renzi. Qui in Veneto si lamentano che non è arrivato nulla sull'alta velocità Brescia-Padova, ma sì, appunto, dice Salvini. Conte e Toninelli avevano promesso da tempo che si sarebbe sbloccata quella ferroviaria o lo sblocca cantieri. Anche oggi il settore dell'edilizia continua a chiedere di andare avanti. Giusto ieri il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ha detto che portare il tetto per le gare pubbliche a €1 milione è una norma pericolosa. No, 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 risponde Salvini, io la penso in maniera opposta. Certo, per qualcuno sono tutti presunti colpevoli, ma questa è una cultura del sospetto che non fa bene. Ma il nostro problema è che i sindaci non firmano gli atti. Finiamola di bloccare il paese. Prenda la flat tax, a cui dicono che dovremmo rinunciare. Nei primi 3 mesi di quest'anno sono state aperte 200.000 partite IVA. Se il quadro migliora, la gente dice io ci provo. Perciò ridurre le tasse alle imprese è una priorità, perché il salario minimo lo dà l'impresa, non altri. Il problema delle risorse è che non ci sono. Mai e poi mai l'aumento IVA, ma senza coperture le clausole scattano. Ma questi, risponde Salvini, sono i vincoli fiscali superati, vecchi, senza senso, imposti dall'Unione Europea. Il punto non è la copertura. Per esempio, io ho proposto la detraibilità del 100% delle auto aziendali. Mi dicono che lo Stato incassa 500 milioni in meno, ma se vendi molte auto in più, lo Stato incassa 600 milioni. Mi creda, tra il dire me ne frego dei vincoli e il dire non faccio niente, perché questa è l'alternativa, io sceglierò di fregarmene. E se vinceremo, la prima direttiva da cambiare sarà quella sulle banche. È vero che Orban le ha detto di non volere alleanze con Marine Le Pen e AfD? Non è vero, risponde Salvini, ma guardi che quel che conta è altro. Sabato a Milano ci saranno sul palco della Lega le delegazioni di 12 partiti stranieri. Stiamo creando un'alleanza che non c'era mai stata e con Orban e i polacchi stiamo ragionando così. Matteo Salvini nell'intervista al Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con questo: Salvini ai 5 Stelle, andiamo avanti, ma basta attacchi. L'intervista di Marco Cremonesi. Andiamo avanti, rispettate i patti. Il Corriere, il leader leghista Matteo Salvini indica le condizioni per proseguire l'alleanza di governo con i 5 Stelle, ma Giancarlo Giorgetti frena, ci sono troppe liti, dice il sottosegretario leghista Giorgetti, mentre sul Corriere c'è anche l'intervista di Fulvio Bupi al papà della bimba ferita a Napoli, Noemi, un miracolo, resteremo a Napoli, se ne vadano i boss. La vera conquista sarà tornare, trovare il coraggio di passeggiare per Napoli, perché sia chiaro, noi da questa città non ce ne andremo, se ne devono andare i camorristi che l'hanno trasformata in zona di guerra, dice il padre di Noemi, la piccola di 4 anni ferita da un killer di mafia. Ringrazio il cuore d'oro dei napoletani, dice ancora l'uomo. L'intervista sul Corriere della Sera di Fulvio Buffi, appunto, a pagina 5. Le notti accanto alla bimba in rianimazione. Per lei c'è stato un miracolo, dice il papà. Ci auguriamo che chi quel giorno ha sparato sia condannato dalla giustizia al massimo della pena. Fra i tanti messaggi di solidarietà ci ha fatto piacere che Alessandro Siani abbia parlato di lei, perché Noemi ne sarà contenta. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, addio a Gabetti,
Gianluigi Gabetti è morto ieri a 94 anni, l'uomo che salvò l'italianità del controllo della Fiat, scrive Cazzullo, il che gli costò un'inchiesta e un processo. Era un po' l'ultimo torinese, scrive ancora Aldo Cazzullo, rievocando il consigliere dell'avvocato, l'avvocato dell'avvocato, per così dire, l'uomo di fiducia di Gianni Agnelli. Il consigliere dell'avvocato che studiò con Berlinguer, partigiano con Giustizia e Libertà, uomo della finanza degli Agnelli, finì sotto processo per conservare l'italianità del controllo del gruppo. Questo è l'eroico ritratto fornito da Aldo Cazzullo, mentre Goffredo Buccini e Federico Fubini si occupano dei partiti e la pasta, il nuovo welfare. Pacchi di pasta e propaganda, il welfare dei partiti nell'Italia dei nuovi poveri. Nelle periferie 2.700.000 persone chiedono aiuto per mangiare. Pacchi di pasta e propaganda, il welfare dei partiti nell'Italia dei nuovi poveri. 2.700.000 persone chiedono aiuto per mangiare. Da Casa Pound al PD, un sistema di assistenza politico-alimentare. Carla Fermariello del PD di Roma: non parlavamo più con queste realtà e non lo facciamo dare i pacchi di pasta per visibilità. Giovanni Impagliazzo, Sant'Egidio: il PD ci ha chiesto aiuto, gli abbiamo presentato un po' di anziani. Luca Marsella, Casa Pound: con noi tanti italiani abbandonati hanno trovato speranza. Le associazioni caritatevoli e il rischio di manipolazioni. In Campania, in vista delle europee, stop alle erogazioni del Banco Alimentare. Sarebbero 2.700.000 le persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari, 114.000 quelle che si sono servite nelle mense dei poveri, 2.550.000 quelli che hanno accettato l'aiuto dei pacchi di cibo. Mentre sempre dal Corriere della Sera continua il viaggio nelle capitali e nei paesi che vanno al voto in Europa. Lisbona capofila contro i narcos, oggi tocca al Portogallo, dove c'è un ufficio con la più grande barriera allo tsunami di droga che attraversa l'oceano. 160 tonnellate di cocaina sequestrate, valore 11 miliardi di euro e 1.000 arresti, scrive il Corriere in prima pagina. Alle pagine 10 e 11 c'è il dettaglio del viaggio a Lisbona, nella torre che avvista le narconavi. Da Lisbona, unica capitale europea sull'oceano, parte la lotta alla droga. In un ufficio sotto copertura in Portogallo collaborano 7 polizie, anche italiana, più gli americani. Si chiama MAOC e fa da barriera allo tsunami di stupefacenti che attraversa l'Atlantico. 160 tonnellate di cocaina sequestrate per 11 miliardi di euro, 1.000 arresti e spettacolari operazioni di arrembaggio. In questo ufficio il MAOC, appunto, mentre esplode il caso Alain Delon. Accuse all'attore francese, non merita la Palma d'Oro, è maschilista e sessista. Voltiamo pagina. Liti su tutto, l'ultimo fronte è lo spread e Giorgetti non esclude la crisi. La Lega spinge sul deficit e attacca. Sintonia 5 Stelle PD, dice la Lega. La replica: noi col PD mai, Dio ce ne scampi. E sempre dal Corriere della Sera, per la pagina di politica, la nuova regia del Movimento 5 Stelle, chi c'è dietro la svolta a sinistra di Di Maio. Nel mirino ora c'è Rixi, su cui i giudici decideranno subito dopo le europee. La svolta al Ministero della Difesa Augusto Rubei, che ha curato la campagna elettorale di Virginia Raggi, si occupa della comunicazione della ministra Trenta. A Palazzo Chigi Rocco Casalino, portavoce del Premier Conte. Pietro Dettori, 33 anni allo sviluppo economico, uno dei collaboratori più stretti di Di Maio. Gianluigi Paragone è un altro di quelli che si occupano della svolta a sinistra del Movimento 5 Stelle. Paola Taverna, vicepresidente del Senato. E ancora dalla pagina di primo piano del Corriere della Sera, il conflitto di interessi, la corsa alla Camera, salta il tetto di 10 milioni di euro. Il progetto dei 5 Stelle, dal PD una norma anticasaleggio. C'è la foto della conduttrice della 7 Mirta Merlino con il compagno, l'ex calciatore Marco Tardelli, e Silvio Berlusconi ieri alla trasmissione L'aria che tira. Il Movimento 5 Stelle ha preparato una proposta di legge sul conflitto di interesse. È previsto che un parlamentare nazionale o europeo sia in conflitto di interessi se proprietario, possessore o abbia la disponibilità di partecipazioni superiori al 5% in aziende che hanno rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Così in sintesi il Corriere della Sera. Sempre dal primo piano del Corriere, poi, lo stop dell'Unione Europea sui rimpatri in altri paesi a rischio. Per la Corte di Lussemburgo il rifugiato che perde la protezione ha diritto di restare, ma Salvini dice no, i criminali li rispediamo a casa. Lo straniero extra Unione Europea che commetta reati anche gravi nel paese
che lo accoglie non perde il suo status di rifugiato se l'eventuale rimpatrio si traducesse per lui in pericolo di vita o di persecuzione, dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Secondo i giudici, il diritto alla protezione non può mai decadere del tutto, essendo prevalenti, in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le ragioni di incolumità personale rispetto a quelle di sicurezza dello Stato ospitante dove viene commesso il reato. Si parla di persone che hanno anche commesso reati eventualmente nel paese di accoglienza. È la Convenzione di Ginevra, sebbene includa la commissione di reati tra i possibili motivi di espulsione o respingimento, la Convenzione di Ginevra non prevede, in casi simili, la perdita dello status né dei diritti di rifugiato. La Corte dell'Unione Europea stabilisce in sostanza che il diritto dell'Unione Europea riconosce ai rifugiati una protezione internazionale più ampia di quella assicurata dalla Convenzione di Ginevra. La sentenza, che potrebbe riguardare anche le norme del decreto sicurezza, viene criticata dal ministro dell'Interno Salvini. Ecco perché, dice Salvini, è importante cambiare questa Europa. Non cambio idea, non cambio la legge, i richiedenti asilo che violentano, rubano e spacciano tornano tutti a casa loro. Nel decreto sicurezza bis ci saranno norme ancor più severe contro scafisti e trafficanti, mentre Di Maio interviene per criticare implicitamente Salvini. A me dispiace che il decreto sicurezza bis non parli di rimpatri. Un decreto bis fa capire che c'è qualcosa che ci siamo dimenticati nel precedente. Bisogna favorire gli accordi di cooperazione allo sviluppo coi paesi di provenienza e attuare i rimpatri. C'è poi una chiacchierata dagli Stati Uniti di Giuseppe Sarcina con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Per il PD al governo servono alleati, ma no al Movimento 5 Stelle. E Milano non ha nulla da imparare da Roma. Guardiamo a Denver, Los Angeles, dobbiamo competere con Londra, Parigi e Berlino. Siamo un modello che funziona, campioni di creatività e di solidarietà, dice Beppe Sala al Brookings Institution di Washington, uno dei più importanti centri studi degli Stati Uniti. La missione americana ha l'obiettivo di promuovere Milano e suscitare l'interesse di potenziali finanziatori. Sala illustra tanti progetti in cantiere con un taglio fortemente politico. C'è un motivo per cui la Lega vuole conquistare Milano, dice il sindaco attuale. Noi siamo un modello che funziona, siamo campioni dell'innovazione, della creatività coniugata con la solidarietà. Milano 2030 è il progetto, verde, case e mobilità. Mentre togli anche questi striscioni, parte la campagna anti-Lega, subito dopo la pausetta ne parliamo sul Corriere della Sera. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, la campagna anti-Lega per sabato a Milano per il comizio di Salvini e altre città si mobilitano. In più occasioni Salvini è stato accolto da contestatori con striscioni. Anche ieri striscioni di protesta nelle piazze. Noi non vogliamo che si alzi la tensione, dice una voce gentile di donna al telefono della chiesa anglicana di Tutti i Santi a Milano. Però uno striscione quasi certamente lo appenderanno anche loro sabato per il comizio di Matteo Salvini in Piazza Duomo. Il dibattito, conferma la voce gentile della Chiesa Anglicana di Milano, è ancora in corso. Comunque stiamo pensando a un lenzuolo bianco da mettere al cancello della nostra Chiesa, senza insulti ma con un messaggio: restare umani. Se anche la Chiesa Anglicana, scrive il Corriere della Sera, ci sta pensando, vuol dire che la rimozione da parte dei Vigili del Fuoco dello striscione
non sei il benvenuto a Brembate Bergamo, dove era atteso Salvini, ha prodotto esattamente l'effetto contrario. C'è poi un'intervista alla ministra per il Meridione, Barbara Lezzi. Il leader del Carroccio: eviti le provocazioni, possono portare alla violenza, ma questo governo è l'unico possibile, dice anche la ministra Lezzi. Intanto, dalla pagina politica invece del Tempo, la Corte dei Conti, incredibile dictu, ha acceso un faro, come si dice, sugli abusivi morosi del famoso palazzo dove è andato il cardinale a riattaccare la luce. Lo stabile del blitz delle elemosiniere appartiene al Ministero del Tesoro. Ora rischiano i dirigenti pubblici che in questi 6 anni non hanno mai cacciato gli occupanti con la K. I PM contabili valuteranno l'elenco di 161 stabili abbandonati. Dopo che l'elemosiniere del Papa ha acceso la luce, anche metaforica, sull'occupazione abusiva dello stabile al Civico 55 di via Santa Croce in Gerusalemme e a Roma, la Procura della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo: se sono svegliati. L'indagine contabile dovrà quantificare il danno erariale per mancato pagamento dei canoni da parte delle oltre 450 persone che abitano lì. Dal 2013 l'Associazione per il diritto all'abitare Action regola e gestisce l'occupazione del palazzo. È un ex immobile INPS Impdap, attualmente proprietà del Fondo Immobili Pubblici, il FIP, ha detto in audizione in Commissione Lavoro della Camera Pasquale Tridico, il presidente INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'istituto dell'INPS. Tridico ha spiegato che l'edificio in questione non è di proprietà dell'INPS, ma del fondo FIP, Fondo Immobili Pubblici, promosso dal Ministero del Tesoro. I PM della Corte dei Conti dovranno adesso verificare se chi gestisce tale fondo immobiliare, a cominciare dai funzionari del Ministero dell'Economia, abbia fatto tutto per sollecitare la restituzione dello stabile occupato da Spintime Labs. Un'inchiesta che ha molte analogie con quella che riguarda il palazzo di via Napoleone III all'Esquilino, che dal lontano dicembre 2003 è stato invaso da militanti di Casa Pound e trasformato in quartier generale del partito di estrema destra. In questo caso la Procura della Corte dei Conti del Lazio ha già quantificato un danno erariale fra 2 e 3 milioni, riconducibile ai canoni d'affitto non pagati negli ultimi 5 anni. A pagare il conto con l'erario potrebbero essere dirigenti e funzionari del Demanio, proprietario dell'immobile occupato da Casa Pound e del Ministero dell'Istruzione, al quale era stato dato in gestione, e per oltre 15 anni è stato permesso a militanti e famiglie e loro politicamente vicini di disporre a proprio piacimento del palazzo nel pieno centro di Roma. Così con il quotidiano Il Tempo. Mentre Bongiorno e Salvini si occupano del cardinale Krajewski, ora pensi anche agli italiani. Riattaccare la luce è stato un gesto straordinario ma sbagliato, dice l'avvocato Giulia Bongiorno, ministro della pubblica amministrazione. Le leggi vanno rispettate, tutti le dobbiamo rispettare. È stato un gesto d'amore straordinariamente bello, dopodiché il dibattito ci può essere a livello giornalistico, ma spero che a livello delle istituzioni non ci siano prese di posizione diverse dal dire che è stato un gesto erroneo, che se fosse replicato andremmo nel caos. Additiamo questo gesto con un gesto di violazione della legge, dice Giulia Bongiorno, ministro della pubblica amministrazione. Tornando invece brevemente al Corriere della Sera, vi segnalo la pagina delle lettere, laddove Aldo Cazzullo risponde sul perché i russi salvavano gli alpini e non i tedeschi. Su un treno di alpini diretti a Milano mi sono fatto più o meno la stessa domanda. Mi chiedevo, ma questi quarantenni, cinquantenni allegri, qualcuno col cane, delle unità cinofile, cosa sanno dei patimenti della Grande Guerra, della ritirata di Russia, del ponte di Perati? Sono consapevoli di quanto dolore siano costati quei conflitti? Hanno mai sentito parlare di commilitoni come Nuto Revelli o Massimo Montano fucilato dai fascisti? Non ho una risposta. Credo però che gli alpini siano consapevoli di rappresentare un pezzo di identità italiana, anche oggi che di guerre non se ne fanno più. Nelle missioni di pace all'estero, nel sostegno alla popolazione dopo i terremoti, gli alpini hanno confermato di essere capaci di dedizione e sacrificio e amor di patria. Di questi tempi è moltissimo. Credo che neppure i loro progenitori odiassero il nemico. Gli alpini austriaci erano cattolici, contadini conservatori, come i valligiani dell'altro versante, il nostro. Nelle isbe dei contadini russi gli italiani in ritirata venivano accolti, i tedeschi no. Lasciamo Aldo Cazzullo e gli alpini e concludiamo dal Corriere della Sera con un'altra questione. Quanto schifoso è Alain Delon, maschilista e omofobo, non merita la Palma d'Oro a Cannes, sessista, razzista, misogino. Il caso Alain Delon cresce e azzanna gli zombie di Jim Jarmusch, oscurando l'inaugurazione del Festival di Cannes. Le femministe contestano Alain Delon per le sue idee e per come le esprime. Riceverà la Palma d'Oro alla carriera.
Polemiche a non finire. Non è bastata la difesa d'ufficio del delegato al festival, che ha detto: non gli diamo il Nobel per la pace, ma un premio alla carriera. Alain Delon ha 83 anni. L'attore ieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano Nice Matin, eludendo la querelle, ma rievocando il suo tumultuoso rapporto con Cannes, che non l'ha mai premiato. Tutto è cominciato con la presa di posizione dell'associazione femminista americana Women in Hollywood, per bocca della presidente Melissa Silverstein, che ha chiesto al festival di ritirare la palma a Delon, raccogliendo 15.000 firme in una petizione in costante aumento. È il mostro sacro del cinema, ma per il movimento femminista è un mostro di valori aberranti, da faccia d'angelo a faccia di bronzo. Cannes manda un segnale negativo alle donne e alle vittime di violenza. All'attore rimproverano di essersi espresso contro le adozioni da parte delle coppie omosessuali, di essere simpatizzante della destra politica, amico di Jean-Marie Le Pen, che conobbe al tempo del servizio militare in guerra d'Indocina. Ma non si può dire altrettanto che abbia in simpatia la figlia Marine. A Nice Matin Delon ha detto: ho avuto una carriera impensabile in un'altra epoca, altri tempi. Bellissima storia anche questa. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo velocemente alla cronaca di Milano e dintorni. L'occhio elettronico per vigilare sul campo Rom di via Bonfadini. Il campo nomadi di via Bonfadini a Milano, zona 4, sarà sorvegliato da telecamere che leggeranno le targhe delle auto in ingresso e in uscita. È una delle misure del piano per la ristrutturazione e risistemazione degli insediamenti dell'area, messo a punto dal Comune e da poco presentato in prefettura. Non solo telecamere per sorvegliare lo spostamento di veicoli rubati, il piano prevede una nuova illuminazione, segnali per regolare la circolazione, costante rimozione delle macerie, presenza più organizzata delle forze dell'ordine. Mentre sempre dal Corriere della Sera, in cronaca lombarda, c'è la storia di Marco Crudo, 36 anni, capotreno, da 15, che ha pubblicato su Facebook un video contro i passeggeri che lui definisce razzisti. Ogni volta che mi capita di multare un italiano senza biglietto si alzano avvocati difensori, dicendo sempre la stessa cosa: gli extracomunitari viaggiano gratis. Questo video per dire che mi sono rotto dei razzisti che incontro tutti i giorni sui treni. Inizia così 4 minuti e 45 secondi di sfogo del capotreno Marco Crudo, che ha affidato a Facebook il suo avviso ai viaggiatori: io controllo i biglietti, non i passaporti. 36 anni, lavora sui treni di Lombardia da 15, non nomina mai l'azienda Trenord, dove in passato si è già fatto notare per l'impegno contro le discriminazioni nei confronti del mondo LGBT. Racconta che la decisione di videoregistrare il suo discorso antirazzista è maturata dopo un episodio positivo. Mi capita ormai ogni giorno la stessa situazione. Ogni volta che multo una persona che parla la lingua italiana e ha la faccia bianca, si alzano cori di persone che dicono: ma gli extracomunitari li fate viaggiare gratis. Io dico: buongiorno, i biglietti per favore, non lei perché ha quel colore della faccia, cosa è salito a fare sul mio treno. Quindi si rivolge ai carissimi pendolari e viaggiatori: ma controllate voi i biglietti ai passeggeri che pensate essere extracomunitari? Perché se avete la convinzione che noi li facciamo viaggiare gratis, vuol dire che avete controllato voi i biglietti e i passaporti. Poi gli stessi avvocati che si infiammano quando faccio la multa a quella povera ragazza che non ha fatto in tempo, le stesse persone si alzano e ti vengono a darti la mano soddisfatti quando la multa da 50 euro la fai a una persona che non parla l'italiano e non ha esattamente la pelle bianca. Insomma, abbiamo il capotreno che fa il predicozzo antirazzista: non tollero che si dia per scontato che gli extracomunitari non paghino il biglietto sul treno, anche perché voi non li avete mai controllati, dice peraltro giustamente il signor Marco Crudo, capotreno. Concludiamo con una domanda su 3 in Regione Lombardia per il reddito di cittadinanza bocciata, per ISEE è troppo alto, siamo il 10% di bocciature sopra la media nazionale. E poi il lato oscuro della Movida nel cuore del Ticinese, via dei Fabbri, pusher, sporcizia, nessuna risposta dai politici. Così il Corriere della Sera. Mentre dal Corriere andiamo al Giorno. Amazon, domenica selvaggia, consegne 7 giorni su 7 e i sindacati scendono sul piede di guerra per la perdita dei diritti. E-commerce senza limiti, mentre si discute sugli orari dei negozi tradizionali. È un paradosso, scrive il Giorno in cronaca milanese. Poi c'è stato ieri un inseguimento thrilling in centro, da Corso Buenos Aires al campo Rom di Monte Bisbino, 4 in fuga. La Mercedes poi sparita, coperta da una Panda che ha rallentato l'inseguimento della polizia.
Infine, una richiesta di sopralluogo dai legali di 9 imputati per occupazione abusiva e illecita di casa pubblica, l'Aler. Giudici, venite a vedere il Giambellino, dove ci sono case pubbliche, lasciate là. Un centinaio i giovani arrivati a Palazzo di Giustizia ieri per sostenere i Robin Hood del Giambellino, cioè gli occupatori abusivi di case. Nell'udienza di ieri i legali hanno sollevato eccezioni e poi è arrivata la proposta, l'invito al giudice a visitare il quartiere Giambellino, una serie di case lasciate sfitte e abbandonate. Gli imputati sono 9 a processo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica, il tema di questi giorni anche a Roma, e resistenza a pubblico ufficiale. È il caso dei Robin Hood cosiddetti delle case Aler. La presunta associazione aveva, secondo i giovani, uno scopo, una giustizia sociale a tutela del diritto della casa. La loro battaglia era volta a una soluzione dell'emergenza abitativa, contrapposta a quella delle istituzioni. Con ciò lasciamo anche il giorno. Dal giornale in cronaca milanese, anche Forza Italia difende Fontana, il presidente, scelte corrette e condivise, dice il capo delegazione di Forza Italia in regione Giulio Gallera. Il presidente è stato lineare, siamo con lui, la giunta lavora bene. Ma i magistrati vanno avanti, scrive il Corriere della Sera su Fontana, che spiega com'è andata. Dopo l'interrogatorio al governatore, i PM tirano dritto. Sentito il presidente della Confindustria Lombarda, Marco Bonometti. Lasciamo anche il giornale, andiamo a Repubblica, in cui si parla della Milano che verrà, anzi del quartiere che verrà. Repubblica entra nell'area dell'ippodromo, dove Varenne e gli altri purosangue hanno scritto la storia dell'ippica. Sarà ceduto al colosso immobiliare Heinz. Diventerà un parco con case e strutture per lo stadio, 150.000 metri quadri, l'operazione immobiliare sull'ex Trotto di San Siro. 0,5 miliardi i futuri proprietari di Heinz potrebbero investire per la trasformazione e l'acquisto dell'area. E sempre da Repubblica, in 6.000 stanno a lume di candela nell'epoca della luce perenne. Siamo a Milano, taglio della luce, qui non c'è il cardinale Krajewski, le vittime della povertà energetica a Milano sono migliaia, scrive Repubblica. Spesso si tratta di persone che fino a poco tempo fa non erano considerate a rischio. Basta la perdita temporanea del lavoro e il contatore della luce finisce sigillato. Oltre 11.000 a Milano hanno chiesto aiuti economici per utenze e affitto alla Caritas e 18.000 mangiano grazie a pacchi alimentari. Si calcola che siano 2.375 i poveri che hanno evitato il blocco dell'energia grazie ai sussidi. Ne rimangono 6.000 a lume di candela. Nella scintillante Milano, scrive Giampaolo Visetti, ci sono ogni giorno persone che vivono a lume di candela. Non succede solo a Roma o nel sud Italia. Nella capitale della moda e della finanza aumentano le donne sole con figli, le famiglie monoreddito, gli anziani soli, che quando sale la notte sono condannati al buio, come se un archiviato fronte di guerra del Novecento, mentre intorno la gente che vive in pace si affolla nei negozi e ristoranti. L'invisibile povertà energetica cresce, le sue vittime in città sono migliaia. A impressionare il fatto che fino a ieri queste non erano riconoscibili come persone in stato di difficoltà. Basta la perdita temporanea del lavoro, una spesa imprevista, e il contatore della luce finisce sigillato. Questa emergenza, dopo il blitz delle elemosiniere del Papa a Roma, viene denunciata da Luciano Gualzetti, primo direttore laico della Caritas Ambrosiana per il Nord Italia. La condanna al buio è ancor più umiliante dell'abbandono alla fame, dice Gualzetti, direttore della Caritas appunto Ambrosiana e responsabile del Nord Italia. Le spese alimentari si possono tagliare all'osso, decine di mense distribuiscono pasti, le offerte della grande distribuzione consentono di sopravvivere. Essere costretti a vivere senza luce e senza riscaldamento è invece uno stigma sociale che sconvolge anche moralmente. Una cena si può saltare, ma accendere la candela per andare in bagno o per far studiare un figlio è un fallimento che ti fa sentire povero in modo drammatico. L'Osservatorio diocesano sulle povertà stima che a Milano, 2018, siano state pagate oltre 6.000 bollette elettriche di persone che non potevano farsene carico, oltre 11.000 coloro che hanno chiesto aiuti per utenze e affitto, rispetto ai 18.000 alla fame che mangiano coi pacchi alimentari. Sempre poi da Repubblica, la lenzuolata di massa con slogan anti-Salvini al raduno sovranista che abbiamo già visto, e poi vediamo anche Avvenire che mette in primo piano la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di cui abbiamo già detto. Mai senza rifugio, scrive il quotidiano
cattolico. Un rifugiato che rischia la vita nel paese d'origine non potrà essere rimpatriato anche se ha commesso un reato grave. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribaltato le politiche sui respingimenti. Dice Salvini, ecco perché è importante cambiare l'Europa. Intanto, scrive Avvenire, continuano le partenze dalla Libia e anche gli arrivi in Italia. Nella notte a Crotone un veliero con 52 migranti. Frontex segnala anche che è tornata a crescere la rotta balcanica, più 96% di migranti arrivati in Unione Europea via terra. E poi una ricerca citata da Avvenire in prima pagina. Sul titolo: per i bambini adottati c'è il rischio di razzismo. La minaccia del razzismo per le adozioni. La pedagogista Lorenzini parla di clima pesante, tante provocazioni, ma i genitori non possono rassegnarsi. 3 azioni positive: denunciare, diffondere consapevolezza, non minimizzare. In primo piano anche la marijuana. Il vescovo di Macerata loda il questore sulla cannabis light. Al Buena Vita di Milano, tra clienti settantenni col carnet in mano e mamme che entrano con i figli per il regalo di maturità, il titolare dice: non siamo spacciatori, è il mondo dei cannabis shop, tra regole incerte, business da capogiro, il nodo dei controlli, in attesa della sentenza della Cassazione che arriverà il 31 di maggio. Un viaggio nei misteri della cannabis. C'è stata la stretta sui negozi a Macerata. Il vescovo ha detto al questore: sostengo il tuo impegno. Al Buena Vita di Milano, appunto, clienti settantenni, mamme che entrano coi figli per il regalo di maturità. È un business milionario, c'è il nodo dei controlli, il titolare dice: non siamo spacciatori. Oltre 1000 i negozi aperti da nord a sud sull'onda della legalizzazione a metà 2016. L'attesa per il 31 maggio, quando a decidere in modo definitivo sulla vendita sarà la Cassazione a sezioni unite. Infine, Burkina Faso e Niger, uccisi altri 4 cattolici e bruciata una chiesa, scrive, anzi titola Avvenire in prima pagina. Il servizio a pagina 15, in Burkina Faso trucidati altri 4 cattolici, portavano in processione la Madonna. Dopo l'assalto di domenica nella chiesa di Dablo, in Burkina Faso, appunto, lunedì un nuovo attacco contro i fedeli. Violenze sui cristiani anche in Niger e nel Camerun. L'arcivescovo di Kupela ha lanciato un appello alla pace e alla coesistenza. Il ministro degli esteri belga Reinders dice: l'Unione Europea non abbandoni la regione, la zona calda, il Mali, il Burkina Faso, il Niger, la Nigeria, ma anche il Camerun. Sempre da Avvenire, poi, lasciato gli argomenti di prima pagina, mi segna la pagina 11, un servizio dedicato alle cameriere robot che servono ai tavoli. Il debutto di Xiaoai, made in China, al Gran Caffè di Genova. Portano brioche e cappuccini seguendo un percorso disegnato da binari adesivi all'interno del bar. Il proprietario dice: sono solo attrazioni per turisti, non rubano lavoro. Greta e Federica hanno festeggiato i loro primi giorni di servizio come cameriere nello storico Gran Caffè di Rapallo in Liguria. Mentre continua la fuga dai piccoli comuni, scrive ancora Avvenire, sono migliaia i centri dimenticati dove resistono soltanto gli anziani. L'ANCI dice: bisogna superare l'impasse sulla legge. Lo spopolamento e la scomparsa dei servizi essenziali restano tasto dolente per l'Italia dei borghi. 3.000 comuni in Italia a rischio desertificazione, non si produce ricchezza e la gente non può più vivere. Allora lo Stato smantella servizi ritenuti inutilmente costosi come ospedali, punti nascita, uffici. Non si provvede più alla manutenzione delle infrastrutture, quando ci sono, e i giovani fanno le valigie. A presidiare il territorio gli anziani. Si perdono tradizioni, identità locali, muoiono luoghi. È il fenomeno dello spopolamento che interessa i piccoli centri, soprattutto del sud, delle isole, ma anche larghe sacche montane nel centro e nel nord. Una legge del 2017, la 158, la Salva Borghi, prevede misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, favorendo la riqualificazione e il recupero dei centri storici. A tutt'oggi non sono stati approvati dal governo giallo-verde i decreti attuativi che consentirebbero di utilizzare le risorse, 160 milioni fino al 2023. Con ciò lasciamo Avvenire, adesso diamo un'occhiata anche lasciamo Avvenire con la pagina culturale, peraltro da segnalare, perché c'è un articolo di Pierluigi Guiducci su tutti gli ebrei del maresciallo. A proposito di ebrei, poi in Svezia cominciano a bastonare duro contro gli ebrei, sono raddoppiati gli atti di aggressione contro ebrei in Svezia, lo vediamo dopo dalla stampa. Comunque, qui si parla invece di storia. Gennaro Lucignano comandava il posto di polizia sull'isola Tiberina nei giorni di razzia al ghetto ebraico. Con i suoi uomini aiutò
Dora Focaroli a tenere nascoste molte persone, gli ebrei del maresciallo. E poi cosa resta del Novecento francese? Una bella pagina letteraria su Avvenire, più Céline o Sartre? Céline era un nazistone, Sartre al contrario un compagnone e anche furbacchione. Lo sguardo retrospettivo di Massimo Raffaeli sugli autori che hanno segnato gli ultimi 150 anni e i decenni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, in decisa controtendenza rispetto alle linee ideologiche che li hanno attraversati, a partire dal vistoso recupero di romanzi reazionari come quelli di Céline, la lingua, il senso tragico della storia che vincono sull'impegno. Lasciamo Avvenire, andiamo, dicevamo, al Sole 24 Ore. Qui c'è un focus d'apertura sulla Pirelli, soci al lavoro per il nuovo patto con l'azionista cinese. I grandi soci Pirelli giocano d'anticipo sul prolungamento dei patti. Secondo indiscrezioni è stato avviato il tavolo negoziale per il rinnovo degli accordi tra Marco Tronchetti Provera, socio di riferimento Camfin, che detiene il 10% di Pirelli, e il partner cinese ChemChina, azionista di riferimento del gruppo, con il 45,5% del capitale. I nuovi accordi sono oggetto di discussione. C'è la volontà di prolungare l'asse italo-cinese per 2 anni. A partire da ora si tratterebbe di un rinnovo triennale al 2022, anche se il tema è ancora oggetto di discussione. E poi c'è la mitica pubblicità della Coppertone, abbronzatevi e non bruciatevi, col cagnolino che tira giù le mutandine alla bimba bionda. Come nella pubblicità anni 50, Coppertone anche oggi ha un ruolo di salvaguardia del valore della Bayer. Bayer fa cassa e vende Coppertone a Nivea, di dismissioni per pagare le maxi multe sul glifosato. Di cui parleremo dopo. Intanto c'è anche un accordo della Conad con Auchan Retail per la quasi totalità delle attività di Auchan Retail in Italia. Insomma, Conad acquista i supermercati di Auchan in Italia e supera le Coop come volume. Entra in Conad una parte importante dei circa 1600 punti vendita di Auchan Retail Italia, ipermercati, supermercati, negozi di prossimità, marchi Auchan e Simpli. Il valore dell'acquisizione è di circa 1 miliardo di euro, scrive il Sole 24 Ore, mentre sul reddito di cittadinanza ci sarà l'avviamento al lavoro soltanto per una famiglia su 4, poco più di 120.000 tra gli oltre 488.000 nuclei percettori di reddito di cittadinanza nella prima tranche di domande di marzo. Poco più di un quarto, insomma, 1 su 4, saranno chiamati dai centri per l'impiego a sottoscrivere il patto per il lavoro e ad attivare un percorso di inserimento occupazionale. La chiamata dei centri slitta al 24 giugno. Poi c'è l'altro capitolo, primo via libera della Camera alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali che confluirà in parte nel decreto crescita. Tra le novità, niente tasse sugli affitti non riscossi, 15 giorni e non più 10 per la emissione della fattura elettronica. Potranno ridursi a 3 le comunicazioni periodiche sulle liquidazioni IVA e restyling del calendario fiscale. Un pacchetto di novità da non sottovalutare, scrive Salvatore Padula sul Sole 24 Ore. Il disegno di legge semplificazioni, ieri il primo traguardo parlamentare via libera della Camera, non renderà magicamente il nostro sistema fiscale più giusto e meno complicato. Tuttavia, quel testo rappresenta un passo in questa direzione. Sarebbe un errore sottovalutarne la portata. Nessuno più di imprese e professionisti sa quanto il sistema tributario abbia bisogno di semplificazioni, scrive Padula. Nessuno più di loro sa quanto la burocrazia fiscale aumenti il peso delle tasse e imposte. Un sistema fiscale complesso crea contenzioso e incertezza, ma il testo approvato ieri, che forse confluirà in parte nel decreto crescita, non rappresenta il primo tentativo di semplificare il fisco. Quella delle semplificazioni è una sfida che da decenni impegna il legislatore e i governi. Purtroppo i risultati in passato poco apprezzabili. Forse, vista l'impossibilità di arrivare a una riforma, la verità è che un sistema stratificato come il nostro richiede manutenzione continua. Non si esaurisce con un singolo pacchetto di misure, ma ha bisogno di costanti interventi. Il provvedimento approvato ieri non fa eccezione, è un testo che va apprezzato per il metodo con cui è costruito, grazie al coinvolgimento delle categorie professionali e associazioni, dall'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza. Il risultato è un testo che intercetta alcuni problemi. Possibilità di far confluire nella dichiarazione annuale IVA la comunicazione della liquidazione periodica dell'ultimo trimestre dell'anno, impegno cumulativo per la trasmissione telematica di dichiarazioni e comunicazioni, definizione di un nuovo calendario delle scadenze. Insomma, passo avanti per la manutenzione del fisco, scrive il Sole 24 Ore. Quanto alla Pirelli, dai russi ai fondi ai cinesi, una sfilata di soci alla bicocca, entrata in borsa 2 volte, la prima nel 22, poi nel 2017. Pirelli ha un azionista di maggioranza cinese adesso, ChemChina, dal 2015. Sempre dal Sole 24 Ore poi
Nomine ASL, alta tensione sulle norme antiraccomandati. Nella maggioranza è alta tensione sulla sanità, dove il pressing dei 5 Stelle riguarda la nomina dei manager delle ASL. Si apre un nuovo fronte. Ieri il vice premier Di Maio e il ministro della Salute Grillo hanno presentato un emendamento al decreto Calabria per eliminare la discrezionalità dei presidenti delle regioni nella scelta dei direttori generali della sanità. Una norma tampone che prevede l'introduzione di graduatoria per titoli dei candidati manager di ASL e ospedali, che diventi vincolanti in attesa che il disegno di legge 5 Stelle a firma Domenica Castellone compia nei prossimi mesi il suo iter parlamentare. Vengo a sapere che nella maggioranza, ha detto Di Maio, qualcuno ne sta bloccando l'approvazione. Sarebbe molto grave. Un attacco al quale è seguita la replica della vicepresidente Commissione Affari Sociali della Camera, Rossana Boldi, della Lega. Faremo presente che esiste già un disegno di legge all'esame del Senato sulle nomine dei dirigenti nella sanità. È stato presentato dai 5 Stelle. Questo non vuol dire che siamo contrari all'emendamento. Siamo per un sistema equo e trasparente. Nel frattempo, nella pubblica amministrazione 250.000 ingressi per compensare l'esodo. Il ministro Bongiorno ha detto che è in arrivo un corso di laurea che porta dritto al concorso. Il maxi esodo dalla pubblica amministrazione per l'effetto quota 100 e invecchiamento del personale pubblico ha dominato ieri il dibattito del Forum Pubblica Amministrazione. Ad accendere le polveri 3 numeri. La pubblica amministrazione italiana ha perso 200.000 persone negli ultimi 10 anni, nei prossimi 4 vedrà 500.000 di pensionamenti. Conseguenza, per tenere in piedi servizi e strutture servirebbero 250.000 assunzioni aggiuntive, scrive il 24 Ore. E poi il caporalato anche nella logistica, commissariata una multinazionale per turni e paghe fuori dal contratto, sotto la lente le 42 sedi della società. Ne parliamo tra poco. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Alcuni passaggi nuvolosi transitano oggi sui cieli lombardi, sospinti da un'area di bassa pressione presente sull'Italia. Un peggioramento atteso venerdì con afflusso di correnti più umide meridionali. Intanto oggi il tempo sarà in parte soleggiato, ma a tratti avremo nubi estese in modo particolare sulla pianura e all'est, che potrebbero portare qualche debole pioggia principalmente sul bresciano e sul mantovano, mentre altrove è asciutto. Fresco di primo mattino, ma in giornata sarà mite con temperature massime previste tra 16 e 21 gradi. Per domani in gran parte soleggiato al mattino, salvo qualche nuvola all'est senza precipitazioni, poi nel pomeriggio grandi nubi cumuliformi sulla fascia alpina e prealpina, dove potranno verificarsi rovesci o brevi temporali. Nuvole in aumento venerdì, ma sulla pianura ancora un po' di sole al mattino, poi rovesci dapprima sui rilievi e via via più diffusi nel pomeriggio e in serata. La tendenza per il fine settimana: molte nuvole, probabili piogge a carattere di rovescio e fiocchi oltre i 1700 metri circa. È tutto, vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo dunque a questa storia di caporalato nella logistica. Turni medi di 12 ore, paghe inferiori al contratto nazionale, giorni di riposo saltati, un clima di intimidazione se non fai gli straordinari a casa.
Non a caso un cartello era stato affisso in questi giorni con scritta Cubitalia obbligatorio sabato e domenica lavorati. Uno sfruttamento del lavoro che porta ora Ceva Logistics Italia, filiale della multinazionale svizzera Movimento e Stoccaggio Merci, a essere commissariata dal Tribunale di Milano. Un provvedimento applicato per la prima volta per il reato di caporalato e eseguito lunedì sera. Un commissariamento parziale, come già avvenuto negli anni scorsi per Nolo Stand e Fiera di Milano. Commissariamento finalizzato a bonificare l'azienda dagli illeciti scoperti. E sempre dal Sole 24 Ore. Oltre a Conad, anche il finanziere Raffaele Mincione ha conquistato Auchan Italia. Nasce un colosso della grande distribuzione che avrà un giro d'affari superiore a 17 miliardi all'anno. Il finanziere Mincione, con la società lussemburghese Pop18 SARL, controlla il 49% delle quote. 1.600 i punti vendita di Auchan in Italia che vanno a Conad, le cooperative. I negozi non ceduti a Conad 33. 20.000 i dipendenti. E si mette in primo piano sul Sole 24 Ore la figura di Raffaele Mincione, esperienza ventennale tra finanza, investimenti, banche, non performing loans, crediti incagliati, su cui negli ultimi 2 anni ha concentrato la sua attività. 54enne di Pomezia, a Roma. Mincione studia all'università e poi a Londra, carriera in Goldman Sachs, Credit Lyonnais, Industrial Bank of Japan, Merrill Lynch, in seguito capo dei derivati per l'Europa nel settore bancario presso Salomon Smith Barney Citigroup, ha operato come senior advisor e membro dei CDI in alcune società di investimento. Mentre sempre dal Sole 24 Ore, Ponte Morandi, l'antimafia ha bloccato un'impresa della ricostruzione, una ditta di Napoli, era nella white list della prefettura. Il contratto è stato risolto, un'interdittiva antimafia ha fermato una delle aziende impegnate nei lavori di demolizione del viadotto Morandi a Genova. Primo provvedimento di questo tipo a colpire una delle ditte dei subappalti, che era nella white list, peraltro nella lista bianca non nera della prefettura. Il provvedimento di interdizione è stato notificato dalla direzione investigativa antimafia alla Tecnodem SRL con sede a Napoli. Lasciamo il Sole 24 Ore con ultima segnalazione per quanto riguarda lo spyware che ha infettato WhatsApp, gli smartphone, con uno squillo. Tutto iniziava con una chiamata vocale da un numero non in rubrica che spesso spariva dalla cronologia. Non serviva neanche rispondere, bastava uno squillo, il gioco era fatto. Così si è diffuso e ha iniettato un numero X di smartphone, Pegasus, lo spyware, il software spia, che è riuscito a bypassare le misure di sicurezza di WhatsApp, cioè di Zuckerberg di Facebook, e a intrufolarsi nelle chat dei telefoni infettati. La storia è stata raccontata dal Financial Times ieri e ha trovato conferme da WhatsApp. L'attacco è legato a un'azienda privata israeliana che collabora con governi realizzando software spia che controllano le funzioni dei sistemi operativi degli smartphone. Ad accorgersi della falla gli stessi ingegneri di WhatsApp, che hanno individuato a inizio maggio la presenza del codice di Pegasus in rete. Da lì la corsa ai ripari con un aggiornamento rilasciato nelle scorse ore capace di disinnescare lo spyware. Le responsabilità di WhatsApp sono molto limitate. La piattaforma appartenente alla galassia Zuckerberg già da qualche anno utilizza crittografia end-to-end per proteggere le chat. Si chiama NSO, ha sede vicino a Tel Aviv, la società informatica madre di Pegasus, che spia WhatsApp e si diffonde con una semplice chiamata vocale. Ieri l'azienda non ha negato la produzione del malware, ma ha reso noto che lo stesso è prodotto per uso esclusivo di agenzie governative e forze di polizia impegnate in pubblica sicurezza e lotta al terrorismo. In nessun caso NSO è coinvolta nell'identificare gli obiettivi della tecnologia o il suo utilizzo, destinato esclusivamente all'intelligence e alle forze dell'ordine. Come sia uscito fuori da quel circuito va capito. Evidentemente è ancora troppo presto, scrive il 24 Ore, per capire quale sia la portata di questa storia. Entra in campo uno spyware e in questo caso l'attacco riguarda l'intero dispositivo. È stato così nel caso di Pegasus, capace di spiare un device prodotto dalla società israeliana di cybersicurezza NSO. Chi tiene le fila di questo software non ha bisogno di bucare WhatsApp o intercettare in rete i messaggi delle chat, perché è capace di ottenere copia di qualsiasi cosa accada sullo smartphone. Il gestore dello spyware diventa come il proprietario del telefono. Lasciamo con questo il Sole 24 Ore e andiamo a Italia Oggi. Italia Oggi ci
porta in un tema, quello dell'orario di lavoro, che per la Corte di Giustizia europea va certificato. Tutti i datori di lavoro devono essere obbligati a istituire un sistema di misurazione della durata giornaliera della prestazione lavorativa. Cartellino per tutti. C'è l'obbligo per i datori di lavoro, per legge, di istituire un sistema di misurazione della durata e dell'orario giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Lo stabilisce la Corte di Giustizia europea. Sentenza di ieri che interpreta in questi termini la direttiva europea per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Mentre Italia Oggi si occupa in prima pagina con il corsivo diritto e rovescio del caso delle occupazioni abusive. I beni non sono a disposizione di chi impunemente ci mette le mani addosso, come pensa il cardinale Lemosiniere, un tema che verrà affrontato in diversi articoli su Italia Oggi, come vedremo. Se i beni sono immobili privati, la sottrazione a chi li possiede legittimamente andrebbe trattata come un furto, quindi l'illegalità dovrebbe essere contrastata con lo sgombero immediato, mentre invece legge, polizia, magistratura preferiscono guardare altrove, finendo per sostenere l'illegalità. Se le case sono popolari, si prevede che esse siano assegnate attraverso delle graduatorie basate su oggettive condizioni di bisogno. Chi con la violenza occupa appartamenti assegnati esercita un'inaccettabile violenza a danno dei bisognosi, riconosciuti tali. In questo caso la legge dovrebbe prevedere allontanamento immediato degli occupanti abusivi per decisione autonoma della polizia, ma ci vorrebbe una legge. Tuttavia i partiti, anche quelli di sinistra che dovrebbero essere dalla parte dei poveri, non hanno trovato tempo per farla. Questi ultimi dicono: guarda te che sarebbe una legge di destra. Paolo Panerai si occupa della persona che ha salvato la famiglia Agnelli, cioè Giovanni Agnelli appunto e altri, Gabetti, Gianluigi Gabetti, il grande consigliere di casa Agnelli. E invece a pagina 2 Marino Longoni si occupa di coloro che con 1.500 euro al mese di stipendio recuperano 1.250 milioni di evasione fiscale. Onore al merito ai funzionari capaci del fisco. Mentre Domenico Cacopardo ci riporta intorno alle elemosiniere del Papa, cioè al Papa medesimo. Il modello del Papa è argentino e venezuelano, terre ricchissime ma ridotte alla fame da scelte politiche disastrose. Lo dimostra la scelta fatta dal cardinale Krajewski. Globalizzazione e liberalismo sono riusciti a condurre fuori dalla fame 2 miliardi di persone che col modello di Papa Francesco giacerebbero ancora nella condizione subumana a cui erano condannati, non dalla protervia delle potenze coloniali, ma dal loro autonomo ritardo politico e culturale. Con il suo gesto, il cardinale testimonia i danni che Francesco ha prodotto e continua a produrre in Europa e nell'ex gregge della Chiesa Cattolica, ridotto a sbandati brandelli. Nel messaggio papale c'è l'ostilità nei confronti di una politica che tanti benefici e progressi ha prodotto nel mondo. Il cardinale elemosiniere che ha rotto i sigilli al contatore di uno stabile ex INPDA e occupato a Roma per riattaccare l'elettricità è il caso di partenza. Nello stabile 450 persone, 170 nuclei familiari, 98 bambini, molti migranti, gli italiani il 30%. Le occupazioni non sono manifestazioni spontanee di bisogno, ma attività organizzate, gestite da organizzazioni politiche. Il gesto di Krajewski è rivoluzionario, coerente con Papa Francesco e tuttavia discutibile sotto il profilo civile e sotto il profilo religioso. I sigilli non erano stati apposti per capriccio del gestore senza umanità, erano stati posti come conseguenza dell'amorosità. Dovrebbero essere posti ovunque si verifica una simile rottura del rapporto contrattuale. Ti do la luce, tu me la paghi. Uno Stato come il nostro, a geometria variabile, ha permesso che nel suo territorio dilagassero le occupazioni abusive per l'inerzia delle amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Il danno quotidiano colpisce decine di migliaia di piccoli proprietari, soprattutto pensionati, che da un appartamentino potrebbero trarre risorse per vivere in modo dignitoso. Il danno non riguarda la parte agiata della cittadinanza, ma quella disagiata che avrebbe più bisogno di tutela. La legge, questa sconosciuta, scrive Cacopardo. Il cardinale Krajewski ignora gli aspetti civili della sua azione, che non solo è illegale e eversiva, ma rischia di diventare occasione per una lesione massiccia del dovere di corrispondere ai gestori il prezzo dei servizi a loro affidati. Ci sono altri commenti su questa vicenda, compreso quello su Italia Oggi dell'ex magistrato Bruno Tinti, una eminenza troppo disinvolta, lo leggiamo dopo, e siamo ormai al santo occupatore, scrive Cesare Maffi, sempre su Italia Oggi. Qui
Parlamento. Diamo il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica all'interno della rassegna stampa, come accade tutti i giorni. Diamo il benvenuto e il buongiorno a Elena Murelli, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi, deputata della Lega eletta in Emilia Romagna e componente della Commissione Lavoro e della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Buongiorno Murelli, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poco fa era a radio anch'io, se non sbaglio, no? Sì, esatto. Il tema era quello della famiglia. Ci può dire di che cosa si discuteva, così per curiosità? Poi entriamo nella nostra conversazione legata anche ai fatti del giorno. Sì, allora, perché all'interno del decreto crescita, che è in discussione in commissione in questi giorni, sono stati presentati 2 emendamenti dal ministro Fontana. Il primo che va direttamente ad innalzare l'assegno di natalità, passando tra 1.320 a 1.920 e aumentando direttamente del 20% in base al figlio successivo. Questo perché era stato presentato un emendamento che è già attuato nel decreto fiscale, ma nel decreto crescita è stato aumentato invece l'ISEE. Mentre prima si arrivava a 25.000, adesso l'ISEE di base per riconoscere questo tipo di assegno è passato a 35.000 euro. Mentre il secondo tipo di emendamento è quello che riguarda la detrazione delle spese per pannolini e latte in polvere. E questo è una delle proposte della Lega che abbiamo avuto in campagna elettorale, se vi ricordate le politiche, quello di andare a inserire l'esenzione per i pannolini. E quindi il ministro Fontana lo ha inserito nel decreto crescita come proposta per andare a detrarre fino al 19% delle spese entro un massimo di 1.800 euro l'anno per ogni figlio. Su questo non ci sono... Ecco, prego, scusi. No, prego, Murelli. Prego. No, dicevo, questi sono i 2 emendamenti che il ministro Fontana ha presentato e che qualcuno ha criticato perché diceva gli ha detto copiati dai 5 Stelle. Invece assolutamente no, perché erano proposte che erano nel programma della Lega, nelle politiche del 2018, da molto tempo che diciamo dell'esenzione dei pannolini e degli asili nido gratuiti. Questo poi sarà il passo successivo. Su questo non c'è contrapposizione di sorta, no? Tra le varie forze politiche, immagino, presumo. No, perché anche Di Maio la scorsa settimana aveva proposto una cosa del genere, quindi siamo completamente d'accordo come maggioranza che servono degli strumenti per poter andare ad incentivare la natalità nel nostro paese. Ecco, ci sono altri provvedimenti che riguardano il settore in discussione? La famiglia? No, sì. Vabbè, ieri c'era un emendamento, c'è stato proposto un emendamento nel decreto semplificazioni per quanto riguarda l'IVA sugli assorbenti femminili. E invece non è stato accettato perché, come ha detto la Presidente Ruocco, naturalmente anche relatrice sulla sua proposta di legge, diceva questo non è la proposta di legge in cui inserire un emendamento per gli assorbenti femminili, ma bensì andiamo prima a cercare i soldi e andiamo a inserire in un altro decreto. Invece adesso abbiamo nel decreto crescita sempre c'è la proposta del rientro dei cervelli, che è abbastanza discutere questa proposta. Ecco, di che cosa si tratta un pochino più in dettaglio, Murelli? In questo caso noi andiamo direttamente a dare delle agevolazioni per favorire il lavoro, il rimpatrio dei cervelli, quindi delle persone di qualsiasi tipo, nel senso non solo universitari che se ne sono andati, quindi ricercatori che se ne sono andati all'estero, ma bensì tutti i tipi di lavoratori. E diamo degli incentivi anche per chi apre una nuova attività in Italia. Quindi se tu abitavi all'estero, rientri in Italia, vengono date delle agevolazioni in modo tale che tu possa riaprire la tua attività invece in Italia. Intanto ieri la Camera più in generale ha approvato le norme per la semplificazione fiscale, no? Il provvedimento sulla semplificazione di cui si parlava ieri, che abbiamo letto in rassegna stampa, ha raccolto anche il sostanziale plauso del Sole 24 Ore in prima pagina. Si parla di passo avanti per la manutenzione del fisco. Ecco, al di là delle norme più tecniche, possiamo spendere 2 parole su questo provvedimento che è stato approvato dall'Assemblea di Montecitorio. Sì, è stato approvato, è stato approvato anche in modo molto snello. Sebbene gli emendamenti erano tanti, abbiamo fatto un lavoro molto
buoni in commissione, tale per cui si è arrivati in aula, non c'è stata molta discussione sui singoli emendamenti, alcuni di essi sono stati accettati e quindi è come si dovrebbe lavorare in generale in tutti i provvedimenti. Poi purtroppo non è così. E questo tipo di provvedimento, quindi il PDL semplificazione, vuole andare direttamente a semplificare quelle che sono le norme per le attività economiche, in modo tale da supportare anche le famiglie per quanto riguarda l'IVA, in modo tale che ci sia lo slittamento del pagamento dell'IVA non in contemporanea con l'emissione della fattura elettronica, per esempio. La formulazione di andare a vietare l'amministrazione finanziaria di chiedere ai conseguenti in sede di controllo dati, informazioni, che di solito vengono direttamente richieste nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi precompilata, e quindi sono tutte norme che vanno a facilitare la burocrazia che prima attanagliava sia le imprese sia le famiglie, e sono norme che vanno anche direttamente a criticare e a contrastare l'evasione fiscale. Ecco, lei diceva prima, è stato approvato in maniera molto snella come dovrebbe essere, però è un periodo, par di capire, non troppo, par di capire, lo vediamo tutti, un periodo non fantastico, diciamo, nei rapporti tra Lega e 5 Stelle. Il sottosegretario Giorgetti, che non è certamente privo di esperienza politica, si è detto pessimista, ha detto forse non arrivo a fine legislatura, per quanto mi riguarda vado a pescare sul mio lago e via dicendo. Allora, più in generale, però c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera a Matteo Salvini che dice: abbiamo troppo da fare, non c'è una maggioranza alternativa, ci sono tantissime cose da fare, per esempio non quota 100 ma quota 41, se lavori 41 anni vai in pensione direttamente, e poi la riforma della giustizia, della scuola, l'autonomia delle regioni, la riforma fiscale, separazione delle carriere, responsabilità dei magistrati per quanto riguarda la riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis, la flat tax, lo sblocca cantieri, e insomma ridurre le tasse alle imprese è una priorità, perché il salario minimo lo dà l'impresa e non altri. Insomma, non manca l'elenco delle cose da fare, ovviamente, ma secondo lei, dal suo punto di vista, anche dal suo punto di vista, c'è la volontà di andare avanti? Allora, noi della Lega la volontà di andare avanti ce l'abbiamo, ce la mettiamo tutta, e come ha elencato lei prima nell'intervista di Matteo Salvini, sono state sviscerati tutti gli argomenti che riteniamo necessari per poter far ripartire il Paese. Fondamentale a quota 41, noi l'abbiamo promesso in campagna elettorale, noi le promesse le manteniamo, passiamo sempre, come si suol dire, dalle parole ai fatti. Abbiamo fatto quota 100, che è un passo, ma poi l'obiettivo è sempre quota 41. Quota 41 addirittura permettere alle persone di andare in pensione quando lo ritengono, a fronte dei contributi versati. Questo è addirittura l'obiettivo più grande, che sarebbe bellissimo. Uno decide se a 56 anni, 58 anni, 60 anni di andare in pensione in base agli anni che ha versato di contributi, e questo sarebbe l'ideale. Iniziamo con quota 41. Per fare quota 41 ci vogliono milioni e milioni di euro, dobbiamo assolutamente trovarli, questo è il nostro obiettivo. E poi la flat tax. Flat tax perché molti dei finanziatori stranieri non vengono in Italia perché dicono c'è troppa burocrazia, non è mai chiaro quanto devo pagare di tasse. In questo caso, se noi stabiliamo due aliquote, 15% e 20%, sono secondo me fondamentali per le imprese italiane e per eventuali finanziatori che vogliono arrivare nel nostro paese. E questo è fondamentale per far ripartire l'economia. Bene, sulla questione invece del reddito di cittadinanza, qui traggo spunto da un altro titolo di prima pagina di oggi sul Sole 24 Ore. Poco più di una famiglia su 4 sarà avviata al lavoro. Poco più di 120.000 tra gli oltre 488.000 nuclei che percepiscono il reddito di cittadinanza secondo la prima tranche di domande di marzo saranno chiamati dai centri per l'impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro e attivare quindi un percorso di inserimento nell'occupazione. La chiamata dei centri slitta al 24 giugno. Il suo giudizio? Sicuramente sono state fatte delle prospettive nel momento in cui è stato stabilito il reddito di cittadinanza e quelli che sono i numeri delle persone e la platea di persone che potevano averne accesso. Adesso le domande sono inferiori e quindi mi sono dimenticata di dirlo prima. Per esempio il ministro Fontana dice i miei provvedimenti, i soldi per i miei provvedimenti, quelli che vi elencavo prima, andiamoli a prendere dagli avanzi del reddito di cittadinanza.
Non dico che sono state sbagliate le stime, ma assolutamente no questo, ma invece sono meno le domande di chi ne vuole fare direttamente tutto e chi è pronto a sottoscrivere il patto per il lavoro. Questo è sicuramente un ragionamento che dobbiamo fare e capire perché queste persone che ne hanno effettivamente bisogno da una parte non vogliono sottoscrivere questo patto e non vogliono sottoscriverlo per due motivi: o i lavori che sono proposti ci sono troppi paletti a cui si devono sottostare, quindi i controlli, accettare le 3 offerte, avere la formazione, non ne hanno effettivamente voglia e quindi preferiscono stare in questa situazione e queste sono le considerazioni che bisogna fare. E dall'altra, nel momento in cui ci sono dei risparmi di soldi, utilizziamolo ben venga per altre iniziative che secondo me sono fondamentali per il nostro paese, soprattutto per le famiglie. Ultima questione, prima di salutarci, tratta anch'essa dalla rassegna stampa dall'attualità di stamattina. È partita per sabato, c'è la manifestazione sabato a Milano della Lega e di altri 12 movimenti politici europei che si presentano al voto. È partita l'iniziativa Salvini toglie anche questi, cioè gli striscioni, la campagna anti-Lega tramite gli striscioni per il comizio di Salvini, che mobilita anche altre città dopo la vicenda di Brembate. Lo striscione Non sei il benvenuto, dedicato a Matteo Salvini. Che gliene pare? Ma ognuno può esprimere direttamente quello che pensa, come diceva Salvini anche ieri sera a un'intervista televisiva. La cosa che fa male nel momento in cui ci sono delle scritte non adeguate, come per esempio Salvini muori, Salvini sparati, eccetera, eccetera. Quelle sono sicuramente, non la puoi pensare come Salvini, non la puoi pensare come noi della Lega, ma non condivido questo tipo di atteggiamenti. Gli striscioni sicuramente possono rappresentare il non pensiero antipolitico di questo periodo, però assolutamente non condivido la scritta che c'è sullo striscione, e questa è una condanna che faccio, perché assolutamente non si può attaccare una persona e augurargli di morire. Non puoi condividere il pensiero, il movimento, le cose che sta facendo, però ci si attacca sempre sulle stesse accuse, che siamo fascisti e razzisti, ma quei tempi sono cambiati. Fascismo e razzismo, se si vanno a studiare, erano cose completamente diverse rispetto a quello che la Lega sta facendo. Noi stiamo facendo delle cose che vanno a beneficiare per gli italiani e non solo per gli italiani, anche chi è regolarmente nel nostro paese, vuole lavorare, vuole costruirsi una famiglia. Ferma restando la libertà di espressione del pensiero, che naturalmente non è in discussione da parte di nessuno, per fortuna, in questo paese. Comunque, no? Sì, esatto. Bene, io ringrazio davvero Elena Murelli, deputata della Lega, eletta in Emilia Romagna, componente della Commissione Lavoro, abbiamo detto, e politiche dell'Unione Europea. Naturalmente, a proposito di Unione Europea, la manifestazione di sabato l'abbiamo ricordata. Le chiedo proprio un'ultima cosa, ma per quale motivo secondo lei sono davvero così importanti queste elezioni europee? Sono importanti perché diamo una svolta a quello che è numericamente il peso anche a livello del Parlamento europeo. È vero che non andremo completamente a stravolgere quello che è l'equilibrio e quindi l'assetto politico e decisorio del Parlamento europeo, ma bensì andiamo direttamente a stabilire un nuovo tipo di peso politico all'interno dell'Europa. E questo è importante perché l'Italia finora è stata considerata il fanalino di coda, ma non è così. L'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Europa. L'Italia è uno dei grandi paesi industriali, per cui viene sempre bistrattato e mal considerato. Noi dobbiamo portare avanti quelli che sono i nostri valori, le nostre identità e i nostri prodotti. Bene, grazie a Elena Murelli, buon lavoro, buona giornata, onorevole Murelli. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti, arrivederci. Qui Parlamento. E torniamo a Italia Oggi, che come detto si occupa con diversi articoli del cardinal Krajewski, un'eminenza troppo disinvolta, il titolo dell'articolo di Bruno Tinti. C'è sempre un momento in cui le conseguenze di un'azione sono tali da sconsigliarla, i sigilli si rispettano, la luce elettrica va pagata. Hanno vinto i prepotenti, commenta Franco Bechis. Antonino Danna sul cardinale dell'esproprio proletario. Krajewski forse non lo sa,
ma era il Vangelo dei brigatisti rossi, il concetto dell'esproprio proletario e dell'autoriduzione che praticavano i brigatisti. Non è né il Vangelo né la Chiesa, ragionando come il cardinal Krajewski, che i giornaloni hanno immortalato mentre faceva battute ai colleghi durante una riunione del Papa dicendo adesso faccio pure l'elettricista, che scherzi da prete. Se fossi solo e stessi camminando lungo un frutteto della Romagna in tempo di pere, potrei benissimo entrare nella proprietà di non so chi e spogliare un bell'albero, strafogandomi di frutta perché sono povero, ho fame e carità. Se ci fosse la recinzione, magari il cardinale potrebbe portare 2 cesoie da Roma. Mentre siamo ormai al santo occupatore, scrive Cesare Maffi, le case non si comprano più, è meglio se si assaltano. Le case popolari non vanno a coloro ai quali sono assegnate, ma a chi le espugna. C'è da augurarsi che il cardinale elemosiniere non subisca conseguenze giudiziarie dalla sua attività di elettricista. Il suo gesto meriterebbe sanzioni, ma più semplicemente un procedimento giudiziario ne farebbe un martire. L'antica Grecia sarebbe scomodata per madornali paragoni da Antigone a Socrate. Un vasto schieramento, metà di sinistra, metà bergogliano, i 2 caratteri si sommano, scenderebbe in campo a sostegno del riallacciatore di luce elettrica. Sarebbe santificato in anticipo rispetto alla canonizzazione. Basta vedere non poche reazioni al gesto dell'elemosiniere. Molti giudicano questa e le altre decine di migliaia di occupazioni abusive di immobili per opera di gruppi organizzati o di singoli in maniera positiva. Il quotidiano dei vescovi ha ridotto la faccenda Avvenire a 2 punti, aperte virgolette, ha scritto Avvenire: uno stabile occupato da famiglie altrimenti senza tetto in arretrato col pagamento del servizio. Dunque, le illegalità, commenta Cesare Maffi, perpetrate con interi stabili occupati sono bellamente ignorate. La tolleranza pluriennale di magistratura, forze dell'ordine e enti locali, cioè dello Stato, è considerata atto dovuto. Che ci rimettano i proprietari e poi i contribuenti non pare un problema. In fondo, fa capire Avvenire, si tratta solo di un gruppo di persone in ritardo con le bollette della luce. Dove sta il problema? La legalità è irrisa. Sempre su Italia Oggi vi segnalo altro articolo che ci porta ad altro tema. Dino Cofrancesco si occupa del Salone del Libro di Torino. Ci andò anche Renato Curcio col suo libro La mappa perduta e Adriana Faranda con Il volo della farfalla. Nessuno fiatò, anche se era il fondatore delle Brigate Rosse. Che la cultura sia politica, per definizione, come ha scritto un esponente del pensiero unico, lo pensavano anche Robespierre, Goebbels, Stalin, Gramsci, Pol Pot, Castro, Mao. Si vorrebbe capire quale sorte vada riservata a quanti si ostinano a ritenere che la conoscenza deve essere avalutativa, come sosteneva Max Weber, e che a fare la grandezza di un autore non sono le sue idee politiche. Marx metteva il monarchico Balzac accanto a Shakespeare, ma la capacità di guardare in profondità nei sotterranei del proprio tempo. E intanto c'è Casa Pound, dibattito annullato, scrive Gaetano Costa. A Firenze il sindaco Nardella, PD e la sinistra radicale disertano un incontro a scuola. Il centrodestra e 5 Stelle avevano accettato il confronto. Cambiamo argomento con una intervista da segnalare di Alessandra Ricciardi a Claudio Azzolini, professore ordinario di malattie dell'apparato visivo, per 16 anni direttore servizio chirurgia della retina all'ospedale San Raffaele di Milano. Oggi dirige la clinica oculistica dell'Università di Varese e Como. Sono troppo pochi i medici oculisti, dice Azzolini. L'intelligenza artificiale aiuta ma non sostituisce. La malattia oculistica in maggior crescita è la maculopatia legata all'età. Ne soffrono in Italia ben più di 1 milione di persone. Quella essudativa è la più grave e se non diagnosticata e curata in tempi rapidi può portare in pochissime settimane alla perdita della vista centrale. Il paziente può vedere dove si trova, ma non la persona che ha di fronte. I fattori scatenanti della maculopatia sono vari. La genetica ha un peso, ma anche l'eccessiva esposizione alla luce e gli stili di vita non salutari, colesterolo, trigliceridi alti, eccesso di alcol e fumo, poco sonno possono mettere in sofferenza la macula col crescere dell'età. È buona regola dopo i 60 controllarsi dopo i 60 anni. Crisi economica ha avuto effetti sul paziente? Certamente, dice il professor Azzolini. Ho riscontrato l'aumento di persone ansiose che vivono attendendo che succeda qualcosa di negativo, se non depresse, e dunque con bassa autostima, incapaci di reagire. Davanti a una diagnosi molti si rassegnano, invece aver voglia di guarire costituisce già l'inizio della cura. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa.
Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. E ora lasciamo Italia Oggi per andare a dare uno sguardo alla prima pagina di Repubblica. Prima pagina di Repubblica che è intitolata così: Il ministro torno subito. Naturalmente è Salvini. In ufficio non c'è mai. Chiedo scusa, gira l'Italia sugli aerei speciali della polizia. L'opposizione dice è un furbetto. Minniti invece racconta: io c'ero e come. Tormentavo i funzionari. Intanto Lega e 5 Stelle vogliono lottizzare gli 007. C'è anche l'intervista al sindaco Sala. Ci serve una sinistra più larga, la vedremo dopo, l'intervista di Piero Colaprico. E però a proposito di interviste, Minniti dice la sua sul capitano volante, come Repubblica titola a pagina 2. Nei tour che lo tengono lontano dal ministero, scrive Gianluca Di Feo, Salvini usa spesso gli aerei della polizia, bimotori, chiamati le Ferrari dei cieli. Repubblica ha ricostruito una ventina di questi decolli top secret, che sono leciti perché unisce sempre ai comizi un evento ufficiale, ma tutto finisce a carico dello Stato, scrive Repubblica. Marco Minniti dice: per governare non basta una telefonata. Quando c'era lui al Ministero dell'Interno avevo rapporti costanti con i capi dipartimento della polizia e dei servizi. Ero un molestatore seriale, dice il Ministro dell'Interno precedente di sé medesimo. A pagina 4 Carlo Bonini, giornalista addetto alle questioni legate anche ai servizi segreti, si occupa appunto di questo: il piano del governo per spartirsi i vertici dei servizi segreti, le mani di Lega e 5 Stelle su 6 poltrone chiave, tra i pretendenti Mancini, l'uomo degli ultimi scandali del Sismi. Mentre a pagina 6 abbiamo l'intervista alla ministra delle autonomie e delle regioni Stefani della Lega: o si rispetta il patto sull'autonomia o è meglio separarsi. Siamo al bivio, è giunto il momento in cui i 5 Stelle devono dire se vogliono davvero l'autonomia delle regioni oppure no. Altri rinvii, altri ostacoli, dice Erika Stefani, non sono più accettabili. Siamo pronti a confrontarci con loro e con tutti, anche in Parlamento, ma un testo deve essere varato dal governo. Se restano nodi politici vuol dire che qualcuno ha deciso diversamente, dice Erika Stefani, ministro per gli affari regionali, avvocato civilista. Un ultimatum sulla riforma delle autonomie regionali dal Consiglio dei Ministri decisivo di lunedì. Ministro Stefani, scrive Repubblica, domanda Carmelo Lo Papa: a leggere Di Maio ieri su Repubblica, di questa vostra bozza di riforma esiste solo una paginetta. Su cosa si dovrebbe votare? Molto singolare, dice Erika Stefani, l'affermazione di Di Maio. Esiste una prima versione risalente a ottobre scorso, poi una seconda del 15 febbraio inviata a tutti i ministri, a ciascuno la parte di sua competenza, così al ministro del lavoro. Del resto, se le critiche sono così accese, vuol dire che quel documento lo hanno letto e studiato. Il presidente Conte lo ha in tutte le sue versioni. A ottobre abbiamo accettato la sua proposta di rinvio con l'impegno di trovare un accordo e siamo a maggio. La ministra Stefani ha incontrato il premier la scorsa settimana. Al presidente Conte, che è avvocato, professore e giurista, ho esposto per l'ennesima volta il contenuto della riforma e la necessità di rispettare la volontà popolare. Invece qui sembra che la questione sia solo di nostro interesse, quasi una bandiera di partito. Ci sono 2 regioni che si sono espresse con un referendum, Lombardia e Veneto. Il premier ha piena cognizione della portata costituzionale della norma. Gli ho chiesto che vengano sciolti i nodi che sono tutti politici, cioè i veti
dei 5 Stelle. Di Maio ieri ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri lunedì non saranno approvati né l'autonomia né la flat tax. Il Premier però farà la sua parte, ne siamo certi, dice Erika Stefani. Accadrà in Consiglio dei Ministri che io mi presenterò col testo delle intese sull'autonomia, come ha già annunciato il nostro vice premier Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle denuncia il rischio che ci ritrovi con regioni e cittadini di serie A e di serie B. La norma non crea alcuna discriminazione, controbatte Stefani. Non c'è un solo elemento che produca diseguaglianza nel testo. In ogni caso, a maggior ragione se esistono dubbi, parliamone, guardiamoci negli occhi a Palazzo Chigi. Le regioni attendono una risposta. 3, Emilia-Romagna inclusa, altre 17 no. Perché insistete? Oltre alle 3 regioni, risponde Stefani, anche Liguria, Toscana-Piemonte, Campania-Umbria chiedono l'autonomia differenziata. Se non si decide è il caos. Si deve aprire il dibattito, invece temo che si stia strumentalizzando a fini elettorali. Cosa accade se i 5 Stelle sbarreranno ancora una volta la strada alla proposta? Zaia la pone come condizione per andare avanti. Io dico, dice Stefani, che pacta sunt servanda, cioè gli accordi vanno osservati. Capisco i governatori, i nostri Zaia e Fontana, ma anche il Dem Bonaccini in Emilia-Romagna. Loro ci hanno messo la faccia. Il governo che fa? Il governo tiene e va avanti se vengono rispettati i patti, se si comincerà a dire qualche sì dopo i troppi no, altrimenti è inutile perdere tempo. Secondo Giancarlo Giorgetti la litigiosità resta a questi livelli e sarà difficile andare avanti se la litigiosità resta a questi livelli. Condizioni per proseguire dopo le europee? Il momento è segnato dalla dialettica elettorale, di professione faccio l'avvocato, dice Stefani, ho risolto tanti rapporti matrimoniali in crisi, quando nelle coppie le due parti hanno accettato di mettere da parte il conflitto e ritrovare le ragioni per proseguire. La separazione deve essere l'estrema ratio, ci sarà anche per il nostro contratto di governo, questo è il momento della verità. Erika Stefani su Repubblica. Repubblica intervista anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, la politica non mi fa più paura e il PD non basta. La richiesta di 13 mesi di condanna Expo mi amareggia, non ho mai avuto consapevolezza della retrodatazione del documento. Attilio Fontana non fa parte della cricca della corruzione, ma è chiaro che i leghisti vogliono riprendersi Milano, noi dobbiamo prenderci la regione. Prezioso il lavoro nel partito di Zingaretti, ma se non nascono altre forze a sinistra, il PD potrà fare soltanto una bella opposizione, cioè in prima pagina la sintesi, ci serve una sinistra più larga, dice il sindaco di Milano Beppe Sala su Repubblica. Sempre su Repubblica poi in primo piano anche la questione del divorzio, cambia tutto, per perdere l'assegno basterà una convivenza, alla Camera primo sì alla legge, addio al criterio del tenore di vita. Il giudice potrà prevedere che il mantenimento sia a tempo determinato. Nessun voto contrario alla Camera per la proposta di legge sull'assegno di divorzio presentata dalla deputata del PD Alessia Morani. Il nuovo testo dovrà passare al Senato, introduce 2 novità principali. L'assegno sarà slegato dal tenore di vita, potrà essere concesso anche per un periodo di tempo determinato, un assegno a tempo. Mentre la ricerca dell'Unione Europea finisce in mano allo scienziato italiano che scivolò su Stamina. Si tratta di Mauro Ferrari, a capo dello European Research Council, gestione di 2 miliardi all'anno. L'apertura di questo scienziato al metodo Vannoni scatenò la rivolta del mondo scientifico. Quando il governo giallo-verde cacciò il presidente dell'ASI, fu l'unico del comitato di selezione a non dimettersi per protesta. A volte ritornano. La nomina di Mauro Ferrari a presidente dello European Research Council riporta in vita il fantasma di un cinico bluff, il tribunale che condannava il metodo Stamina. Ferrari è uno scienziato di enorme successo, da 40 anni negli Stati Uniti, chiamato a gestire da Bruxelles 2 miliardi all'anno di fondi per la ricerca. Nomina festeggiata dalla Lega e dal ministro dell'istruzione Bussetti. Nel 2014 aveva fatto rabbrividire i colleghi per aver usato parole di apprezzamento per Stamina. Sempre poi da Repubblica c'è un'altra vicenda in pagina di cronaca, il ritorno di Lorenzo dalla morte a Verona, staffetta di parenti e amici per parlargli e un 18enne si sveglia dopo 5 mesi di coma. C'è la foto del ragazzo con il nonno dopo la guarigione, ne ha parlato il quotidiano L'Arena di Verona. I genitori erano pronti a donare gli organi, all'improvviso ha aperto gli occhi e ha mosso le gambe e ora è rientrato a scuola. E infine, sempre da Repubblica, gli italiani dei robot di Amazon. Tutto è iniziato in un garage a Città di Castello in Umbria, è nata la macchina capace di inscatolare oggetti al ritmo di 5 operai, che in 2 anni consentirà a Amazon di fare a meno di 1.300 persone. L'imprenditore Umbro Ponti, che
è l'imprenditore di questa società, appunto, la CMC della famiglia Ponti di Città di Castello, che ha inventato sta macchina. Dice: la nostra è un'azienda familiare, l'ha avviata mio padre 30 anni fa, esportiamo in tutto il mondo, Cina compresa. È il robot di Amazon, Carton Wrap, in grado di fare fino a 700 pacchi in un'ora, 5 volte oltre il ritmo di una persona umana. Prepara pacchi di dimensioni diverse e riduce lo spreco di cartone. E sempre da Repubblica va citato a pagina 31, pagina economica, il pezzo di Roberto Petrini sul presunto flop della mini flat tax, poche nuove partite IVA per eludere il fisco. Nei primi 3 mesi dell'anno 18.000 le iscrizioni individuali in più sul 2018, ma è boom per gli ultra 65 anni. Elusioni, furbizie, polverizzazione degli studi di associati di professionisti e delle piccole società di persone che uniscono artigiani e commercianti. È il bilancio della mini flat tax per le partite IVA introdotto dalla finanziaria. I dati disaggregati del Dipartimento delle Finanze, che ora consentono di approfondire il comunicato stampa del Ministero dell'Economia, che annunciava l'apertura nei primi 3 mesi di 196.000 partite IVA arrotondate a 200.000, ridimensionano l'effetto del nuovo regime fiscale e spiegano le ragioni del flop. Per valutare l'effetto flat tax sulle nuove partite IVA bisogna considerare quelle individuali. Solo l'apertura di partita IVA individuale consente di beneficiare del forfait IVA IRPEF IRAP del 15% sotto i 65.000 euro di ricavi. Da 196.000 dunque così si scende a 150.000 nuove partite IVA individuali. Per valutare l'effetto flat tax sull'apertura di partite IVA bisogna vedere quante ne sono state aperte nello stesso periodo dell'anno precedente, 2018. Furono 132.000 e rotte. Dunque le partite IVA individuali in più sono state solamente 18.538. Da dove vengono queste 18.000 nuove partite IVA in più rispetto al 2018, quando non c'era la mini flat tax? A fronte di questo aumento c'è stata una diminuzione del 17% di nuove aperture partite IVA di società di persone e associazioni professionali, e il fenomeno dimostra che la flat tax funziona come incentivo alla frammentazione. Molti soci di studi o attività artigianali si mettono in proprio, aprono partita IVA individuale e hanno il regime più favorevole, così scrive Repubblica. L'altro fenomeno è quello del boom degli ultra 65 anni. Nel primo trimestre di quest'anno le partite IVA degli ultra 65 anni sono cresciute del 39,2%. Perché questa corsa degli anziani al business? I motivi sono 2. Il primo potrebbe nascondere comportamenti fraudolenti o elusivi. Chi ha un'attività e supera i 65.000 euro passa parte del proprio lavoro a un parente o un pensionato. Così entrambi pagano il 15% di IVA IRPEF IRAP. Così scrive Repubblica nella sua pagina economica. Ci congediamo da Repubblica poi con una segnalazione rapida, un'intervista a Franca Leosini, la conduttrice di Storie Maledette su Rai 3. Non sono una signora, ha conquistato schiere di fan che la seguono sui social, è un'icona gay, racconta l'Italia con i delitti. La gioia più grande è vedere la mia foto nel negozio del Verdumaio tra peperoni e pomodori. Non sono d'accordo con le quote rosa, credo nella qualità. Con ciò lasciamo anche la Repubblica e andiamo alla Stampa. Salvini sfida l'Unione Europea sui conti e fa schizzare lo spread. Per Di Maio è un irresponsabile. Il differenziale tocca i 280 punti. A febbraio era lo stesso punto e se vedete appunto l'andamento annuale siamo sempre lì su e giù. Roba da matti. Mentre Buongiorno, intitolato In bolletta oggi, quello di Mattia Feltri, a fondo pagina sul quotidiano torinese: non ci sarà bisogno che il cardinale Krajewski si cali in un pozzetto di Casa Pound per staccare i sigilli, perché i sigilli a Casa Pound non li mettono, per comprensibile prudenza. Andateci voi a reclamare un credito da quei giovanotti nerovestiti se avete il fegato. Ammonta a 300.000 euro, più o meno la stessa cifra dell'oscuramento del palazzo di Santa Croce in Gerusalemme e a Roma, anche il debito di Casa Pound. Sembrerebbe molto di più da quel che abbiamo letto prima, ma comunque. Il Papa si è guadagnato le proteste neofasciste sulla rima baciata Bergoglio-Badoglio e subito si scopre che anche gli occupanti abusivi di Casa Pound sono morosi, spuntano badogliani ovunque. Ritenere che procurarsi l'energia elettrica a sbaffo appartenga al buonismo di sinistra o al cattivismo di destra sarebbe però un errore. È invece una questione democratica. Infatti non tutti gli italiani possono avvalersi del metodo Krajewski per penuria di porporati elettricisti o del metodo Casa Pound per penuria di bicipiti, e allora se ne sono inventati un terzo, il metodo siccome qui sono tutti ladri tocca arrangiarsi. Funziona così:
Si sottoscrive un contratto, si riceve energia elettrica, non la si paga, quando arrivano le lettere di sollecito ci si fanno aeroplani di carta, quando il sollecito è ingiunzione si cambia gestore e si ricomincia da capo. Secondo le stime dei medesimi gestori, le bollette inevase superano il 1 miliardo di euro. Bisognerebbe fargli dei monumenti a Badoglio. Non è che puoi farla così tanto franca, però, cambiando gestore. Intanto, per la politica, nel carroccio torna l'ottimismo, scrive La Stampa, naturalmente in retroscena, i leghisti convinti di recuperare consensi con le nuove polemiche su migranti ed Europa, più ci attaccano, più vinciamo. L'avvertimento di Giorgetti, se si continua a litigare così, dopo il voto non si andrà avanti. Intanto a Roma c'è una guerra di successione, scrive ancora in retroscena sulla Stampa Giuseppe Salvaggiulo, una guerra di successione sull'eredità di Pignatone in procura. Il Consiglio Superiore della Magistratura avvia la discussione per la nomina nel più importante ufficio giudiziario del paese, che indaga anche su Siri. Lovoi perde quote, il procuratore di Palermo, sale Viola in nome della discontinuità, correnti divise, l'ombra dei ricorsi. E ancora dalla Stampa di Torino, pagina degli esteri, la Casa Bianca si starebbe, è sempre un retroscena, preparando alla guerra, pronti 120.000 soldati contro l'Iran. L'amministrazione potrebbe agire nel caso in cui l'Iran colpisse interessi americani o alleati della regione, ma Trump smentisce, non c'è nessun piano. C'è poi un'altra storia sulla Stampa di oggi, dall'Africa al Piemonte, il giallo di un baby migrante nascosto nel container, salito a Tunisi, trovato sul camion a Novi Ligure, in ospedale ma sta bene. E poi il fatto di cui vi dicevo, a Helsingborg, una donna ebrea in Svezia accoltellata. La Svezia nell'incubo antisemitismo. La vittima è la moglie del capo della comunità ebraica. Negli ultimi anni sono raddoppiate le aggressioni in Svezia. Intanto c'è anche la storia sulla Stampa di un suicidio dopo il talk show Rissoso, sotto accusa la TV Spazzatura. Un 60enne confessa un tradimento durante il programma inglese Jeremy Kyle Show. Una settimana dopo si ammazza, trasmissione sospesa. Ma è davvero colpa della televisione? Domanda Gianluca Nicoletti. Oltre ad Alain Delon c'è anche il ballerino Sergei Polyunin, un ballerino russo omofobo che divide anche Verona, è putiniano e sessista, è atteso all'Arena di Verona nelle vesti di Romeo. Protestano i circoli gay della città. Era stato invitato anche all'Opéra di Parigi, ma la direttrice del balletto ha fatto un passo indietro. Il ballerino e attore Sergei Polyunin, 29 anni, russo di origini ucraine, mostra i suoi tatuaggi, tra cui è visibile il volto di Putin e un tridente sul dorso della mano sinistra, lo stemma dell'Ucraina. È il bad boy della danza, posa come modello, ambisce a fare l'attore. È putiniano e sessista, naturalmente non può andare all'Arena di Verona. Mentre dai centri antiviolenza in Calabria no alla schedatura delle donne vittime. In Calabria vengono chiesti nomi e dati. La regione dice serve per i finanziamenti, ma le operatrici si oppongono. Non lo faremo mai, tradiremmo la fiducia delle donne violentate. 49.000 e rotte le donne che nel 49.152 le donne che nel 2017 si sono rivolte a un centro antiviolenza. Il 64% con figli, 253 i centri in Italia. A 2 centri antiviolenza della Calabria arriva una PEC, una posta certificata dalla regione. Per controllo e monitoraggio delle attività finanziarie agli enti si invita di trasmettere copia dei registri presenze e prese in carico degli utenti nell'anno 2018. È una richiesta di identificare, schedare con nome, cognome e altro le donne assistite nei percorsi di protezione antiviolenza. Le operatrici dicono no, non lo faremo mai. E chiudiamo sempre dalla pagina di cronaca della Stampa con i cinghiali raddoppiati in 10 anni, per gli agricoltori vanno abbattuti, proteggere le colture dall'assedio. I danni arrivano a 60 milioni di euro all'anno, così la Stampa di Torino. Mentre il Giornale titola Salvini molla i grillo comunisti, Di Maio lo attacca e flirta col PD. Giorgetti dice dopo il voto vedo la crisi, divorzio in vista, scrive il Giornale, e Berlusconi, la Lega, dice Silvio, vince solo con Forza Italia forte. Mentre i 5 Stelle stanno sbarrando la strada al partito di Cairo con la storia del conflitto di interessi, scrive Augusto Minzolini. E per Carlo Lottieri il regalo a Genova di Toninelli, la mafia sul ponte, la impresa napoletana che è stata allontanata.
E il Gian Michalessin si occupa dell'altra sentenza, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Anche se sono delinquenti, i rifugiati devono restare qui. La sicurezza dei richiedenti asilo vale più di quella dei cittadini europei e italiani, scrive Gian Michalessin. Per garantire la sicurezza dei richiedenti asilo dobbiamo rassegnarci ad accollarci ladri, assassini e terroristi, evitando di rimandarli a casa se questo mette a rischio la loro incolumità. È un nuovo paradosso europeo impostoci dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del Lussemburgo, che rende inapplicabili le norme del decreto sicurezza voluto da Salvini, che prevede la revoca di qualsiasi protezione internazionale nel caso di condanna definitiva per i reati di violenza sessuale, spaccio, droga, rapina ed estorsione. Un nuovo caso di autolesionismo europeo che nasce dalle istanze di un cittadino ivoriano, uno congolese e un ceceno. I tre saranno visti revocare lo status di rifugiato in Belgio e Repubblica Ceca perché considerati minaccia alla sicurezza e condannati per reati gravi. I magistrati della Corte di Lussemburgo hanno ritenuto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sia stata redatta nel rispetto della Convenzione di Ginevra e vadano rispettati i principi anche nel caso di reati commessi da chi gode della protezione internazionale. Mentre lasciamo il giornale e andiamo a dare un'occhiata anche alla Verità, la Chiesa aiuta gli stranieri abusivi ma poi sfratta le famiglie italiane, è il trionfo della santa ipocrisia. Avvenire con Zingaretti a ruota, scrive Maurizio Belpietro, esalta il reato di Monsignor Krajewski e dice che l'illegalità è giusta, a spese nostre però. Quando si tratta dei loro edifici, Vaticano, curie e parrocchie, la legge la fanno rispettare senza alcuna pietà. Insomma, per Avvenire, il quotidiano cattolico, scrive Belpietro, rubare è quasi un miracolo. Il quotidiano della CEI magnifica il gesto del porporato elettricista, scomodando l'olocausto per sostenere la tesi della legge superiore. Stando al PD di Zingaretti è addirittura un gesto meraviglioso. A questo punto restano da riscrivere i comandamenti. Dice un volontario, l'elemosiniere Krajewski si infuriò con me per l'aiuto a un clochard morente. Spesi il suo nome in ospedale per quel ragazzo, ma per lui era un'onta. L'ho conosciuto in una circostanza triste e non ho un buon ricordo, dice Francesco Marano, volontario cattolico 65enne di Roma. Marano nel 2014 assiste un giovane clochard polacco di 31 anni in fin di vita, ridotto così da 2 rapinatori. Gli rubarono 20 euro e un giochetto elettronico, dice l'uomo. Janas Mikal si chiamava, l'uomo ricoverato al Gemelli. Il 28 dicembre 2013 mi premuro di informare la segreteria dell'allora arcivescovo Krajewski, oggi divenuto famoso per l'elettricità. L'ho fatto perché immaginavo che l'aggressione a un giovane connazionale potesse interessargli, polacco. Conoscevo la sua vicinanza a poveri e indigenti. Ero l'unico ad andare al policlinico. Insomma, si infuriò con me per l'aiuto a un clochard morente, racconta alla Verità un signore, mentre quando si tratta delle sue proprietà, ci racconta Carlo Tarallo, la Chiesa sa anche usare le ruspe, le parrocchie non si fanno problemi a sgomberare i loro locali. Un sacrestano indigente si impiccò per disperazione, cacciati pure famiglie con bimbi, stranieri, associazioni benefiche e una scuola media. Mentre in primo piano c'è anche il pezzo di Francesco Borgonovo, altro che cambiamento, la RAI sponsorizza il festival delle organizzazioni non governative. La RAI sponsorizza ancora il festival delle ONG che propagandano l'invasione. A Lecce nuova edizione di Sabir, evento che incensa gli attivisti pro-migranti e spinge per le frontiere aperte. Ha il patrocinio istituzionale della RAI nonostante le proteste leghiste. Sempre in primo piano l'altra vicenda, quella dei giudici scatenati, titola La Verità. Dobbiamo tenerci gli immigrati anche se sono una minaccia. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea rende le espulsioni sempre più difficili. Al Tribunale di Venezia basta che il clandestino sia integrato, racconta Carlo Piano. A Venezia un magistrato ha deciso che lo straniero può restare in Italia anche senza requisiti se è, a suo giudizio, ben integrato, a giudizio del magistrato. Daniele Capezzone invece si occupa del quotidiano La Repubblica. Lo scoop, oltre il ridicolo, Lega nazista, ha scritto ieri Repubblica. La nuova Repubblica, in nuovo formato grafico, è uscita con un titolone Nazisti nella Lega. Il quotidiano inaugura il restyling sparando il libro di Claudio Gatti, uno strampalato viaggio nelle infiltrazioni nere, tentate già una trentina di anni fa da un manipolo di sconosciuti. La ciccia è zero, ma l'accostamento ai nostalgici di Hitler
è servito. Per l'autore ciò significa che Salvini è pronto a tutto per i propri scopi. La strada di Repubblica, il quotidiano di Scalfari, è rischiosa, incita all'odio, scrive Daniele Capezzone. Gigi Moncalvo si occupa invece di Gabetti. A 94 anni morto, si porta nella tomba i segreti dei tesori esteri di Gianni Agnelli, degli Agnelli, il manager custode dei segreti degli Agnelli. È morto uno dei grandi vecchi della finanza, capace di condizionare l'avvocato. Astuto e furbo, lo soprannominarono il fratello minore di Belzebù. Malgrado le ricchezze, viveva spartanamente, assai geloso della propria privacy. Chiudiamo con Ettore Gotti Tedeschi. Quella del Papa non è l'economia di San Francesco, il titolo in prima pagina, l'articolo è a pagina 4, appuntamento ad Assisi per fare del poverello un novello Marx. Il pontefice convoca un convegno su San Francesco, equivocando sulla economia, mentre Lorenzo Bertocchi si occupa dei malumori in Vaticano per il blitz del cardinale elettricista, ma il Papa copre il cardinal Bolletta. Nella Santa Sede quasi tutti i capi di Castero deplorano il gesto delle elemosiniere. Anche Parolin lascia intendere che salva soltanto le buone intenzioni, ma il porporato polacco resta un protetto di Bergoglio. Chiudiamo con Fabio Amendolara che ci dà una notizia. Il carabiniere che riaprì il caso Cucchi spaccia. I PM chiedono un clamoroso rinvio a giudizio. In concorso tra loro detenevano nella casa di Roma quantitativi di sostanza stupefacente, cocaina. Richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta per tentata estorsione da 20.000 euro, messa in atto anche con l'uso della pistola, firmata dal PM Giuseppe Bianco. Mentre gli investigatori stavano indagando sulla tentata estorsione, hanno capito che circolava e veniva spacciata della droga. L'eroe del caso Cucchi è finito nei guai. Processatelo, chiede la procura, spacciava droga. Il carabiniere Riccardo Casamassima ha fatto riaprire le indagini su Stefano Cucchi, ma con la moglie teneva cocaina in casa. L'accusa nasce da un'inchiesta su tentata estorsione. I due coniugi, entrambi dell'Arma dei Carabinieri, dovranno affrontare l'udienza preliminare. Brutta storia raccontata in esclusiva praticamente da Fabio Amendolara. Mentre dobbiamo fermarci qua, ci ritroviamo tra poco con Claudio Borghi Aquilini, presidente della Commissione Bilancio della Camera, economista e nostro amico di questa radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera,